Amici bellini, mamma mia, come si fa? Come si fa? Come si fa col Napoli? Come si deve fare? Cioè, come si può fare? Via. Via. Uno comincia così. Rendetevi conto, guarda, sta andando tutto in tilt, le cose a 2 sono uscite, non capisco il perché. A uno alla volta, per carità. Vedi, Valerio Fluid, esattamente. Io non lo so, comincerei così. Datemi un attimo il tempo di farlo. Perché? Con la testa di Bobotta, è per questo. Amore, popcorn e patati. Me la godo. Me la godo. Amici, bellini, io bevo. Voi state lasciando i like per caso? Vi chiedo, perché se è vero come è vero che è ancora il mio compleanno, perché così si usa in America, no? È la settimana del compleanno, non è un solo giorno, perché molto spesso, come il discorso che si fa qual è? Magari il compleanno capita infrasettimanale, non puoi andare fuori a uscire con gli amici. Io non potevo ovviamente uscire con gli amici anche per altri motivi di olfatto, motivi di olfatto, e quindi mi sono intossicato con la cosa per l'Europa, perché mi sono intossicato malissimo, eccetera eccetera, ma aspettavamo tutti il regalo posticipato, è ancora il mio compleanno e adesso sì, adesso si può ragionare con un 4-0, perché non è solo il 4-0, perché il 4-0 anche con la Roma, la stessa maglietta, Diego, purtroppo quando si chiama il sovrannaturale risponde e non c'è alcun dubbio, ma un 4-0 contro la Lazio in questo momento, dove dovevamo rispondere anche, sentitemi bene, dovevamo rispondere alla vittoria dell'Atalanta, oltre che a quella dell'Inter, a Roma, inguaiare la Lazio. Cominciamo a inguaiare la Lazio, proprio palleggiare in faccia a Sarri, cominciamo a palleggiare in faccia a Sarri e diamo una bella risposta, ma proprio una risposta pesante a tutti i dubbi che uno poteva avere, le preoccupazioni, che se non sei preoccupato non sei un vero tifoso del Napoli. Poi è chiaro, ognuno si vive il tifo come se lo vive, qualcuno non vuole sapere niente, dice siamo forti, è sempre positivo davanti a tutte le avversità, altri invece sempre negativi anche quando si vince. Noi cerchiamo di stare in mezzo, signori, ma qui allora 200 persone, ci devono stare 200 like. Oddio, forse no, perché molti l'hanno messo anche in preventivo, chissà dove state andando a festeggiare, i caroselli in città. Mertens, io adesso parliamo di tutte le cose, vi leggo tutti i messaggi, vi saluto tutti. L'ho postato sul mio Instagram perché è proprio vero, l'hanno fatto notare. Mertens ha segnato al 10º. Va bene? Va bene? Mamma mia, che meraviglia assoluta. Quanti passaggi. Hai ragione, come si chiama qua? C'era uno che mi dice Alessandro, quanti passaggi? Tantissimi. Io infatti nella reaction, che voi dovete sempre andare a guardare e dovete guardare magari prima che me la bloccano, perché molto spesso me la bloccano, e poi se me la bloccano voi sappiate che io la riposto sul canale Telegram, che è una nostra stanza personale. Quindi se voi siete iscritti al canale Telegram non c'è pericolo,
Benvenuto Alberto Romano. È così che dovete fare, dovete iscrivervi al canale. Bravi, bravissimi. Benvenuto Cosimo Corbisiero. Bravissimi, esattamente. Ma devo cominciare a ringraziare, a salutare tutti, e devo ringraziare Marco Montella, DM10, Dire Mertens di Dries Mertens al decimo, cita Leotta, la Leotta l'ha detta, è brava la Leotta. Benvenuta Elisabetta Di Marino, benvenuti tutti quanti, vi state svegliando, che meraviglia. 4 Sarri in padella, commento memorabellino subito di Sergio. 4 Sarri in padella, è bellissimo. 4-0 a tavolino, dice Salvatore Iazzetta, che ringrazio e saluto per il Napoli, perché la Lazio non si presenta in campo. Come? Ah, la Lazio c'era davvero? Io ho visto solo il Napoli. Abbiamo le bollette, abbiamo tutto scritto. Qualcosina la Lazio nel primo tempo l'è riuscita anche a fare. Nel secondo tempo, signori, a me quello che mi è piaciuto di più è il non rischiare nulla. Il non rischiare nulla nel secondo tempo, perché se è vero che nel primo tempo grande parata di Ospina su Luis Alberto, il colpo di testa di Acerbi, uno dice vabbè, ma è così che si deve fare, nei momenti decisivi devi saper reagire agli attacchi così. Nel secondo tempo Immobile non ha toccato un pallone, ed è una cosa bellissima, straordinaria, e non abbiamo nemmeno forzato troppo delle giocate. È questo che mi è piaciuto poi tantissimo oggi. È questo che mi è piaciuto, e poi con la calma si arriva al gol di Fabian Ruiz. È una cosa straordinaria, è veramente una cosa straordinaria. Polli ci ricorda che siamo a 200, ma in chat ce ne sono, siamo collegati in 274, quindi dobbiamo salire. Secondo me dobbiamo salire. Mertens, ex giocatore, amico mio. Non c'è proprio niente da fare, non c'è proprio niente da fare. Ce lo devono spiegare, veramente ce lo devono spiegare, Anna. Tra l'altro, Anna, io te la dico, l'ho detta nella reaction, contro l'Inter Mario Rui di testa, e non è la sua specialità. Gran parata di Andanovic, pure con Mazzo. Levitan è un ex giocatore, è così, Alberto, è proprio così. Grazie mille, è un ex giocatore. Mario Rui oggi di destro, col destro, non è il suo piede, parata di Reina. Guagliù, se Mario Rui segna contro il Sassuolo, io impazzisco e voi mi dovete dare atto. Diventa proprio il Nostradamus a un certo punto, diventa il gioco del Nostradamus. Se Mario Rui segnasse con Sassuolo, ciao, chiudiamo il canale, proprio lo chiudiamo. 50 passaggi al gol di Ruiz. Ciao Falco, i messaggi non volano, e io avevo messo, credo che dovrebbe funzionare anche la come si dice, la chat lenta, Marietto, però non lo so come funziona. Non lo so, 50 passaggi, ma veramente 50? O state dicendo così? Perché può essere, perché veramente gli abbiamo palleggiato in faccia. La Lazio ha giocato male o noi troppo bene? Sempre nel mezzo, amico mio, sempre nel mezzo. Io credo che in questa partita dire che la Lazio ha giocato male è una cosa che secondo me lascia il tempo che trova. Il Napoli si è appropriato del pallone, la Lazio ha provato qualche contropiede, ma eravamo troppo forti noi. Veramente eravamo troppo forti noi. Il sarrismo in faccia a Sarri. E questa è la cosa poi più bella, veramente più bella. E non chiamiamolo nemmeno più sarrismo, perché non è esasperato, è l'adattarsi al momento. Poi Bobotta sembrava altro che sembrava Giorginio, veramente. Ma veramente facciamo impazzire YouTube? Ma veramente? 800 passaggi. L'ho sentita questa cosa, amico mio. Io durante la telecronaca stavo impazzendo, sono diventato rosso, quindi non ho visto bene i replay e le cose, ma sicuramente lui ha tutte le intenzioni di restare. Poi insomma, vediamo. Ah, grande Napoli, Davide. Tore Falanga. Attenzione, stanno volando tutti i messaggi, fammi vedere. Che bobotta, Pipino, che bobotta straordinaria. 1400 like senza proprio discussioni, ma c'è pure Giorgio Mele che me l'ero perso, aveva ragione Jenny Savastano. Ciro è vivo. Giorgio, io poi ci sono alcune citazioni che non le capisco perché non seguo. Ma dov'è
Dov'è Tore? Dove stanno volando tutti i messaggi, cercavano la prestazione, è arrivato anche il risultato. Spalletti sa che dovrà giocare così per i prossimi 3 mesi. Davide, è proprio vero. Eccolo qua, è proprio vero. Io amo Mertens, io anche da ex giocatore mi fa rizzare all'inverosimile. Lasciate il like. Ma avete notato anche come si divertiva, quella scivolata, no? Il pallone che gli dà Insigne di ritorno troppo lungo e lui che scivola, quasi come l'esultanza, no? Sulle ginocchia, sta proprio bene, sta fresco di mente, indirizza, dice a tutti cosa fare, poi finalizza. Non lo fai il gol quando non stai bene, non lo fai il secondo gol. Il primo gol è incredibile, forse è ancora più bello il primo perché tu magari sei tentato di tirare subito perché era anche ben coordinato, ma ha fatto il dribbling, lo ha seduto e l'ha messa dove l'ha messa. Tra l'altro aveva preso un palo a gioco fermo perché era stato chiamato un fallo su Zielinski, quindi già stava prendendo la mira. Quindi non riesco a decidere qual è il più bello dei due, me lo dite voi nei commenti se avete un'idea, se qual è più bello, perché il primo si scarta a quello e lo mette nell'angolo, il secondo però di prima intenzione non deve nemmeno controllarlo, quella sorta di pallonetto tipo quello del Torino, tipo mamma mia no, col Bologna, Mertens ne ha fatti troppi, è impossibile. Guido arriverà, io ho mandato lo so che siamo più tardi, quindi qualcuno dovrà andare a dormire, ma chi se deve andare a dormire lo capisco. Luca Havana, benvenuto, guardatevela dopo la live, ve la guardate domani, ovviamente domani lo sapete, ci sarà approfondimento tattico, credo che usciranno 2 video, voglio fare tutte le interviste, approfondire tutte le cose, che bellezza, le parole di Spalletti, devo approfondire tutto. È stato più Xavi che Jorginho. Micio, allora noi dobbiamo poi evitare di esagerare, ma dire, io l'ho scritto come descrizione della reaction, Bobotta è stato sontuoso. Ora, se Bobotta gioca così ed è in grado di continuare, di confermare queste prestazioni, diventa titolare inamovibile in questa squadra. Tra l'altro ha giocato a 2, cioè nemmeno poi nel secondo tempo con l'inserimento di Demmer a più, insomma, vertice basso delle due, Fabian un po' più mezzala, Demmer un po' più mezzala, però anche a 2 con Fabian. Ma dov'è la chiave tattica che dovete capire? È che molto spesso Bobotta dietro e Fabian davanti, Fabian quasi da mezzala, cosa che vi ho detto parecchi video fa. Quando succede? Succede quando il Napoli è il possesso di palla, perché nel possesso palla sappiamo, e l'abbiamo imparato già l'anno scorso con il 4-2-3-1 di Gattuso, che i due del centrocampo si devono mettere in verticale per poi garantire i vari triangoli. Quando Fabian sta costantemente più avanti e si giocavano, guardate quanto è bello, il famoso il 4-2-3-0 è perché anche Mertens veniva in mezzo e tra le linee i giocatori della Lazio si trovavano sia Fabian che Mertens. Di conseguenza il manicomio vero e proprio. Se Bobotta sta più dietro e Fabian sta più avanti vuol dire che il Napoli ha la palla. Se il Napoli ha la palla vuol dire che la Lazio giocava in contropiede. Se la Lazio gioca in contropiede, grande Napoli. Per forza. È qui che si gode, Angela, sei nel posto giusto. Sei proprio nel posto giusto. Ero certo stasera di vincere, atmosfera magica, erano tutti carichi, amico mio. Io anche quella la dovrò rivedere. Alcuni amici abbonati, anche su Instagram mi avete mandato delle immagini, la vorrò rivedere tutta, era roba da brividi con tutte le luci, il buio, la statua. Veramente sono momenti magici, che non hanno prezzo, e queste sono quelle cose che fanno parte del percorso, che comunque vada a finire rimangono, perché è vero che la stagione dell'anno scorso ci ha lasciato con l'amaro in bocca ed è finita male, vero, ma il 4-0 con la Roma, con questa maglia addosso, io non me lo dimentico più, ed è stato un momento emozionantissimo della scorsa stagione. Questi sono i momenti magici che ti restano anche quando non vinci.
Ricordiamocelo questo fatto del percorso e non voglio poi sentire boh, è inutile quando poi stecchi la prossima. Ho capito, però godersi il percorso significa questo. Questa partita con la statua al San Paolo, al Maradona, come volete voi, imporsi così contro Sarri, contro Reina, contro Yusai, significa tantissimo per me, tantissimo. Tantissimo. Fabio Ciulla, tanto lo scudetto non lo vincete come nel 2008. Amico mio, ti voglio bene, hai un problema di affetto. Amici bellini, subito dimostrate il vostro affetto a Fabio Ciulla, che non so per che squadra tifa, ma il suo primo pensiero è venire su Caffè Napoli 1926 dopo un 4-0 e venirci a scrivere che lo scudetto non lo vinciamo. Fabio Ciulla, non ci interessa, noi ci godiamo il percorso, amico mio, hai capito? Non ce ne frega, tu hai bisogno di affetto, sei evidentemente un po' triste per qualche cosa, perché squadra tifi? Per curiosità, fammi capire, magari si può aggiustare tutto. Credo che gli amici bellini ti offriranno un po' di affetto. Non lo lasciare il mi piace, non ti preoccupare. Abbiamo l'esercito degli amici bellini che lascia il mi piace al posto tuo. Non ti preoccupare. Amici, vai. Dimostrate il vostro affetto e la vostra bellineria. Come la spieghi questa super prestazione dopo la brutta partita di UEFA? Levitan, la spiego che tutte le partite sono diverse, che è difficile mantenere la continuità di prestazioni quando non ti puoi neanche riposare. Ad un certo punto ti capita la partita in cui ti vanno le cose storte, anche perché si era messa proprio male in UEFA subito e quindi non sei riuscita ad aggiustarla. La Lazio è più scarsa dello Spartak? No, è il Napoli che ci è riuscito a mettere tutto il di più in questa partita qui. La testa fa il suo, c'era il pericolo che magari poteva salire la pressione, no? Dopo il fatto del Milan che perde, adesso il Napoli deve vincere, così, oppure la presenza di Maradona, la pressione. In questo caso è andato tutto bene e che meraviglia, state lasciando i TVB all'amico? State lasciando i TVB all'amico, dai. Guido, mo viene, Andrea, mo viene, non ti preoccupare, mo arriva anche Guido. Lo so, ma io Gomorra non lo seguo, Karma. Io Gomorra non ho mai visto una puntata. Finché The Jackal non fa una parodia, perché io i The Jackal me li vedo sempre, anche se non conosco la fonte della parodia. Io Gomorra non l'ho mai visto in vita mia e onestamente non ci tengo nemmeno a vederlo, non mi appassiona. Non mi appassiona Gomorra, quindi le battute su Gomorra non le capirò mai. Sono volati tutti i messaggi e quindi non ce la farò mai, ma nel frattempo devo ringraziare Alessandro Salerno e contro il Sassuolo un altro tampone, Valerio. Grazie amico mio, tra l'altro tutto bene ragazzi, per chi non avesse seguito gli ultimi video mi sono negativizzato, quindi viva la negatività, come mai nel mondo, quindi grazie mille Alessandro. Dici tu me ne faccio un altro perché porta bene, il tampone porta bene, può anche essere, 300 like ben pagati, ma siamo 420, quindi salite con i like, non ci siamo. Lo so, sono un pochino in ritardo, ti saluto Vincenzo, come no, Vincenzo Fonte, un salutone, sei iscritto al canale? Ti chiedo la serata perfetta, ti chiedo. Vedi Claudia, il fratello che è andato allo stadio, ma ti ha fatto qualche video, qualche cosa, ti ha portato delle testimonianze? Maronna mia, Maronna. Ecco qua, siamo arrivati ai TVB. Bene, siamo un pochino in ritardo con i messaggi, ma adesso recuperiamo tutti i messaggi, tanto affetto, vedi Camilla lo spiega bene, un affetto generale. Mo me lo segno proprio. Bevi like, sì, ma penso che mo ci arriviamo, recupero tutti i messaggi. Maurizio Farias è completamente pazzo, guardate l'entità della sua generosità sempre.
E meno male che Mertens è un calciatore finito. In 2 partite di campionato, 3 euro gol. Forza Napoli sempre. Maurizio, vabbè, a te non ho più parole per ringraziarti per il tuo supporto. E per quanto riguarda Mertens, ragazzi, veramente vi invito e cercherò domani nell'approfondimento tattico di farvi vedere qualche screenshot, qualche cosa, compatibilmente col fatto che non posso far vedere immagini, ma voi dovete guardare tutta la partita. Dato che questa partita è bella e divertente, senza l'ansia del risultato, questa è una bella partita che magari vi potete rivedere e vi riguardate la partita e vedete per esempio Petagna che quei movimenti non li fa proprio benissimo e in un paio di occasioni Insigne si è trovato in imbarazzo perché non sapeva, mo parte, mo gliela do sui piedi, gliela do in profondità, non sapeva come serviva Petagna. Quella poi è la differenza. Spalletti l'ha spiegato anche bene, i movimenti che fa Mertens sono meglio di quelli di Osimhen, sono meglio di quelli che Petagna, i gol li vedono tutti, sono i movimenti che fa senza palla, sono come distribuisce il pallone. Oggi è stato perfetto, maledizione, che meraviglia. Che meraviglia, ancora i TVB, siamo in ritardo, lo so, adesso recupero tutto, giuro, siamo ancora ai TVB, no, sanitizer, no. Vincenzo di guida, Mertens ex giocatore e grazie Vincenzo, grazie mille Vincenzo. So che anche tu dovevi andare a dormire, grazie per aver resistito e per essere passato a salutare. Non ce la farò mai a recuperare tutti i messaggi, siete molto bellini. Pensavo fosse l'unica ad averlo mai visto, anche io vedo The Jaga, ma no, Steli... Ah, tu dici Gomorra? No, non mi appassiona, veramente non mi appassiona. Vedi, anche allora vedi, non sono lui, non siamo gli unici assolutamente. Recuperiamo tutti i messaggi, lo so, se le cose vanno male puoi sempre tifare per il Napoli. No, ma Bobotta è stato mondiale, telecomandato da Diego, veramente partita sontuosa, devo recuperare, c'era ancora anche un'altra donazione, maronna, mi scusatemi, e c'è un nuovo abbonato. Attenzione, dov'è la donazione? Ross, eccolo qua, mi ero perso anche Ross. Il secondo gol di Mertens è un capolavoro, quelli sono colpi che o ce li hai o non ce li hai. Ospina sempre più titolare inamovibile. Ciao Ross, assolutamente. E anche su Ospina, che ti devo dire, amico mio, quella palla di Luis Alberto era telecomandata. Ospina era, prima di fare la bella parata che è anche plastica, anche bella da vedere, Ospina era ben piazzato, capite? Cioè non deve fare un volo incredibile perché era già ben piazzato, distinto, il portiere deve essere ben piazzato, se no non ci arrivi. Ospina è anche più basso di Meret, eccetera eccetera, il piazzamento è fondamentale, veramente fondamentale. E devo ringraziare il nuovo abbonato che è Biase Igor o Blase Igor, poi dipende, forse Blase Igor. Benvenuto amico mio, e ti faccio sapere che se sei su Telegram ti posso aggiungere al gruppo dedicato agli abbonati, quindi fammi sapere, lascio il messaggio, se me lo perdo i moderatori se lo segnano, fammi sapere il tuo username che hai su Telegram o mi scrivi come a Valerio Fluido anche su Instagram o su Telegram e ti posso aggiungere al gruppo dedicato agli abbonati. Grazie infinite. Che dios di partita Bogdan, mamma mia. Ha chiuso la partita con un'altra magia di Fabian Ruiz in gol con un sinistro a giro dei suoi, veramente dei suoi, Alessandro, hai ragione, perché se il tiro a giro classico alla Insigne, la del Piero, è alto, è classico così, Fabian ha un modo di calciare che la mantiene comunque bassa sempre. E questa poi è la differenza, che prende sempre la porta ed è difficilissimo da prendere, fa rimbalzare il pallone vicino al palo, straordinario, veramente straordinario, non ha lasciato scampo all'amico Pepe Reina, tanta Spagna oggi in campo, Rete arrivata dopo 51 passaggi di fila, si divertirà
si divertirà Gerardo Marino e ci divertiremo anche noi. Un abbraccio a tutti gli amici bellini, recupero domani, vai Vincenzo. Vi ripeto che la pagina Super Napoli Bros è stata poi cancellata da tutti i Facebook, da tutte le cose. Gerardo Marino ha creato anche lui un gruppo Telegram dove condivide con gli amici. Io ho segnalato la sua pagina in positivo, no? Che l'ho segnalato, ho fatto un po' di pubblicità in qualche video, nel video in cui parlammo del VAR con Alberto. E quindi quelli che non arrivano là io poi ve lo inoltro, perché i video di Gerardo meritano e tutti dobbiamo godere anche il giorno dopo, senza dubbio. Riuscirò mai ad arrivare alla fine dei messaggi? Non ci riuscirò mai. Mezza altezza e una bellezza. grande Vincenzo. Lo scontro di Lorenzo Jussai rende l'idea di come sia importante saper scegliere i giocatori. Che bella partita anche Lozano, Poi si dirà, vabbè, ma tenevo Jussai davanti. E che c'ha come si chiama il terzino sinistro dello Spartak? Nessuno lo sa. Quindi, al di là del valore dell'avversario, devi essere tu in gran forma. Un attimo. Ho la stessa sensazione, Marco, e probabilmente ne avremmo fatto qualcuno in più noi. Qualcuno di più noi sicuramente. Stasera mi sono veramente divertito. Grande Napoli, Lobotka caotico, Mertens unico. Se giocassimo sempre così saremmo tra i più forti del mondo. E non c'è dubbio, il problema è che proprio è impossibile giocare sempre così. Valeria Zaccaria, ehi Valerio, ciao da Valeria, appena tornata dallo stadio, cerimonia per Maradona da Fazzoletti, partita sontuosa. Grande Valeria, grazie mille anche per la tua testimonianza diretta, perché essere allo stadio secondo me stasera è stato qualcosa di fantastico, di indescrivibile. In questa partita ho rivisto le catene sarriane a destra di Lorenzo Zero Lozano e a sinistra Rui Ruiz Insigne. La giocata del secondo da scuola calcio, vero? Dallo stadio la cerimonia è stata da brividi, la partita è stata la ciliegina. PS, ti ho inviato un paio di video della cerimonia alla grande. Ale, grazie. Stasera per me niente partita ma film di Sorrentino, grandioso e grande omaggio. Ah, vedi? Fantastico Fabio. Che scelta! Esco dal cinema e trovo che goduri. Anche sì, te la puoi godere poi anche in differita. I nostri centrocampisti hanno più gol di Insigne, Lozano e Politano messi assieme, è un po' preoccupante. Guarda, questa cosa dei gol dei trequartisti deve sicuramente, è uno di quei numeri che deve migliorare se vuoi veramente fare un campionato importante, sicuramente. Ma che cosa particolare, che uno mi chiede dei numeri e appare come per magia il nostro Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. La partita di stasera mi fa dire con assoluta certezza, senza possibilità di dubbi, che Napoli vincerà lo scudetto. Sono così sicuro che Insigne vincerà la classifica dei marcatori e Osimhen quella di Europa League, dove arriveremo in finale. Non so dirvi il risultato della finale, ma ho queste certezze. Non ho altro da dire, tranne che ovviamente non ci accide nessuno e siamo i più forti di tutti. Oggi sono molto breve, mi spiace. Vabbè, questo c'hai da dire. Beh, facciamo contenti un po' di amici bellini. No, perché tu così dimostri il contrario, Guido. Così dimostri il contrario, non li fai. Quando in settimana scherzavo, invece, per chi vuole sentirsi dire queste cose, quando compaio basta mettere muto il telecomando, perché il canale di Valerio ed è inclusivo e noi vogliamo tutti, di tutte le razze, religioni, età, tifi. In settimana sono successe tante cose, Valerio, nel campionato, fuori e dentro il campo. Tutte fuori cose che nel corso di quest'anno ci siamo detti, ci siamo anticipati. E quindi ancora una volta non mi devo presentare a chiedere scusa
a fare il gioco dell'oca senza passare dal via il giro del mondo in 865 giorni. La partita è stata una partita sontuosa, su questo non ci sono dubbi, ci sono piccole sbavature con anche delle novità tattiche, a prescindere proprio dalla qualità di calcio messa in gioco. Pensate che oggi il Napoli, mi è piaciuto Spalletti come ha risposto in maniera dura in conferenza stampa, ha fatto 744 passaggi, ha battuto una buona, onesta Juventus, mostrando un buon calcio, chiaramente ironico. Con Valerio si scherzava, in settimana ero preoccupato, e io, a prescindere dalla scaramanzia, perché le celebrazioni ti possono distrarre, gli ho detto tranquillo, la Lazio di Sarri gioca in contropiede, e in contropiede ha giocato. Questo è vero. Valerio era molto preoccupato per questa atmosfera della narrazione, di questo sarrismo, che poi di fatto c'è stata una stagione e mezza, nemmeno tutte e tre con Napoli, cioè da quando Mertes esplose, perché anche il primo anno non era il sarrismo. Se vi andate a rivedere adesso tutte le partite sono molto diverse da come uno se le ricorda. Oggi Napoli ha giocato bene la palla, ci sono stati dei giocatori, se vi andate a rivedere la partita, che hanno fatto proprio quello che io vi ho detto, no? Ci sono delle giocate, perché la qualità si paga proprio in tutti i sensi, che mettevano fuori dall'azione immediatamente, a un tocco, due tocchi, più giocatori, e altri no. Abbiamo avuto una chiave di lettura fondamentale, che è stata la posizione di Lobotka, non solo la sua qualità, il suo dinamismo, la precisione dei passaggi, la lucidità dei passaggi, la scelta dei passaggi, ma il Napoli è venuto meno in queste domeniche un po' per mancata brillantezza, un po' perché ha incominciato a piegare sempre più secondi nel recupero palla, nella fase passiva, e spesso ha concesso non la prima, non la seconda, anche la terza possibilità. E una cosa è concederla con la Salernitana o il Verona, che è la squadra che nel primo tempo al San Paolo è quella che mi ha fatto l'impressione migliore. Una cosa è concederla con l'Inter, ti va bene una volta, la seconda volta prendi rigore, ti va bene la terza volta, la quarta volta prendi gol. Oggi ha ritrovato brillantezza, ma Sarri è rimasto in difficoltà perché nella fase passiva il Napoli ha giocato con un 4-1-4-0. 0 è chiaramente un omaggio a mister Spalletti, che ne sa una più del diavolo, perché tanto 0 non è Ciro Mertens. E questa posizione da centrale basso in mezzo alle linee, per non andare in difficoltà come lo siamo andati col Verona, è stata una delle chiavi di lettura. Cioè Lobotka è stato fondamentale non solo nella fase di costruzione, partita sontuosa, forse aveva ragione Hamsik, e aveva ragione il buon Guido quando ha detto: abbiamo bisogno di inserire i giocatori in rosa, non andare appresso ai Messi di Lewandowski, Mappé, eccetera, ma abbiamo bisogno che i giocatori come Rachmani, Lobotka, eccetera, garantiscano prestazioni buone, prestazioni serie. Non possono stare fuori dal progetto tecnico della squadra. Ne abbiamo bisogno, non vanno bocciati, e chiaramente dobbiamo capirli solo vedendoli giocare. C'è solo una cosa che mi preoccupa, è un giocatore che vedo sempre più fuori dal progetto tecnico, tattico di testa di questa squadra, che non nomino, anche perché è il più difeso. Mi preoccupa perché potrà essere una chiave di lettura, il buono, il brutto e il cattivo, chiave nella nostra stagione. Però la partita di oggi è stata una partita dove soprattutto il secondo tempo mi ha fatto impressione. Dicevamo, nel primo tempo abbiamo fatto 3 gol, e lì puoi vedere un calo di tensione, come a volte ci è capitato, prendere quei gol stupidi, perché noi il primo tempo 2 azioni pericolose le abbiamo concesse alla Lazio, che pur sempre la Lazio ha delle qualità notevoli in attacco, e nel secondo tempo dove tu non gli hai concesso più manco un tiro. Nel secondo tempo io, se fossi allenatore del Napoli, dico: ok, io questa partita la voglio vincere 1-0, neanche 0-0, portarla a casa. Cioè io adesso parto dallo 0-0, voglio vincere la classica partita perfetta 1-0. Secondo tempo il Napoli ha vinto 1-0. Meraviglioso, veramente il secondo tempo, quello che mi interessa più del primo, e chiaramente il primo ci commuove, ci esalta, ma io sono il primo gioiosamente. Se fosse per me, ragazzi, io darei a tutte le amiche Bellini, a tutti gli amici Bellini, a Valerio uno scudetto a testa. Non pensate che io sono secco, ma di cuore, non uno che ne vince il Napoli, proprio uno a testa a ciascuno di voi, ai 10.000, 11.000 iscritti.
e anche di più quante ne saranno. Però è il secondo tempo da cui bisogna ripartire e non è facile mantenere questa intensità perché poi cadi in alcune partite e io lì voglio vedere una partita seria, perché ricordate quella specchietto che vi ha fatto Guido, noi adesso siamo perfettamente in linea, non stiamo andando molto di più, noi dovevamo vincere 2 partite con le 7 sorelle, pareggiarle 2 e perdere 2, se facciamo un po' di più, perderne una e pareggiare un'altra è tanto di guadagnato. Le 2 le abbiamo vinte, bene, un pareggio e una sconfitta l'abbiamo fatta, diciamo non meno di un pareggio e una sconfitta, però insomma se ci stesse 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta, un pareggio e una vittoria, tanto di guadagnato. Intanto il risultato minimo di vittorie l'abbiamo portato a casa. Adesso non dobbiamo steccare con le piccole sempre, scusate, con la nobiltà d'animo, perché effettivamente la sconfitta del Milan è una sconfitta inaspettata fino a un certo punto, e poi dico l'ultima cosa e vado con le vostre domande, perché nel calcio non ci sono partite facili e scontate, ci sono solo partite propedeutiche, partite che indirizzano una stagione e partite decisive. Segnatevi questa cosa, questa ritorna. Segnatevi questa cosa perché questa ritorna. Quindi oggi un nuovo concetto introduce il buon Guido. Cancellate dalla mente la partita facile, la partita scontata, perché la partita facile è solo propedeutica a far diventare decisiva la partita decisiva. Peccando 2 o 3 partite. Altrimenti piombiamo in quelle stagioni di nulla dove la soddisfazione era battere la Juve, ma è solo una soddisfazione fine a se stessa. Certo, può far piacere, non perché sono fissato, ma lo sapete, a Napoli la madre di tutte le partite, bastava battere la Juve, poi arrivavi 12esimo, non conta niente. E invece no, se vuoi fare il salto di qualità e diventare una squadra vincente, esistono solo partite propedeutiche, partite che ti indirizzano una stagione, il casello, e partite decisive. La partita di oggi non ti indirizza una stagione, è una partita propedeutica, Valerio, ti rimette in carreggiata. La partita che ti indirizzerà la stagione, facendo bene nelle prossime chiaramente, è quella che inverte l'inerzia che adesso è negativa dopo la sconfitta a San Siro, che ha rimesso in moto l'Inter, che è la vera favorita del campionato. E se tu andrai a vincere a Milano, come hai perso con l'Inter, vinci col Milan, chiaramente facendo bene col Sassuolo e l'Atalanta. Quindi oggi nobiltà alla Lazio, che era una delle 7 sorelle che per Guido Gentile non esistono dalla prima giornata di campionato. Siamo arrivati alla 14, io queste 7 sorelle continuo a non vederle. A fine campionato 8, scusa, mi sarò sbagliato io, però oggi è una partita per la gloria fondamentale, per la commozione non a prezzo, per il simbolo di una partita proprio nel giorno della commemorazione di Diego Maradona, vale da un punto di vista sentimentale tutto, ma da un punto di vista sentimentale, non dal punto di vista della classifica, però dal punto di vista della stagione ci rimette in carreggiata, diventa una partita propedeutica. Io chiudo 2 cose. Ogni tanto Orsato si ricorda che è stato per molti anni il miglior arbitro del mondo, preciso, tutte decisioni giuste, vicino all'azione, perché vicino all'azione si vede meglio, autorevole, non autoritario, sempre pronto a tenere la partita nei binari giusti, nonostante dei falli ruvidi non l'ha fatto incattivire. Forse solo una decisione che non ci hanno fatto rivedere, un fallo su Fabian Ruiz che non è stato fischiato, non so se poi, però insomma, pure se fosse stato fallo al limite del rigore, è una partita quasi impeccabile, cioè, anche i giocatori un passaggio lo sbagliano. Restano i dubbi su perché poi, tranne la svolta della sua carriera, in un periodo si è dimenticato di essere l'arbitro veramente migliore nel mondo, che ti fa, a prescindere dal risultato, ragazzi, apprezzare il gioco del calcio, perché così una partita va sui binari giusti. Se fossi il presidente, ed è una cosa che vi voglio dire, il contratto di Mertens, che ha chiesto addirittura di abbassarsi lui lo stipendio, lo rinnoverei, perché anche se ero un bambino quando è venuto Maradona, poi ne parleremo quando ci sarà l'analisi sulla serie su di lui, ricordo tante cose, ricordo che storicamente anche prima di Maradona certi giocatori a Napoli vengono dati per bolliti, ed è successo al più grande, figuriamoci altri,
I giocatori di qualità sono rari, i giocatori di qualità si pagano e non è detto che quella qualità riesca a inserirsi in maniera così organica in un ambiente sia calcistico che cittadino, dare molto più valore anche ai compagni. È chiaro che la carriera di Mertens si sta avvolgendo alla fine, non lo possiamo considerare eterno calcisticamente, gli auguriamo un proseguo di carriera come dirigente, come allenatore, lui penso più come dirigente, come general manager, tutte le soddisfazioni che vorrà come giornalista sportivo in giro per il mondo. Però occhio, Valerio, a buttare via questi giocatori, perché oggi per sostituire un giocatore chiaramente più giovane come quello il Napoli dovrebbe spendere 120-130 milioni, e non esagero, ci stiamo mantenendo bassi, che significa garantire uno stipendio da 12 milioni, perché i giocatori quello è, se guadagnano quelle cifre sono quelle cifre, puoi farne anche 8, puoi fare anche 5, che è più di quanto prende Mertens. In più vedete la serie della Juve, tu hai preso Ronaldo, ma scopriamo quello che alcuni di noi sapevano dagli amicizi eccetera, che era un corpo avulso perché era una superstella in una squadra che ormai non aveva più superstelle. Nel Real Madrid era una superstella in una squadra di tante stelle. Non è detto che tu hai un giocatore che poi si inserisce nell'ambiente così bene da addirittura come il Tom Hanks da una situazione che non è solo un bravo attore, è un attore che fa recitare meglio anche gli attori attorno a sé. E questa è una cosa che non trovi sul transfer market, non trovi nel bilancio, però trovi in campo. Proprio al contrario delle plusvalenze, che trovi nel bilancio, ma non trovi in campo. Ho finito. Fantastico, fantastico veramente. Io ringrazio Alessandro Salerno per la sua donazione e il suo supporto e ti dice subito per Guido, più bella la rete di passaggi del secondo gol di Mertens o i raffinati piano sequenza di 1917? È una risposta facile, perché io che amo come soluzione narrativa più di tutto il piano sequenza, e forse l'avrei girato un film tutto in piano sequenza, ti dico la prima. Perché la prima ha un merito maggiore e più emozionante. Come ho spiegato nel video che trovi nel mio canale, alla fine paghi la scelta coraggiosa, anche stilistica, di fare un film interamente in piano sequenza, perché nel cinema c'è bisogno di alternare la soggettiva all'oggettiva. Ce l'ha insegnato Hitchcock, che è stato un maestro in questo, e anche se sembra una soluzione abbastanza semplice, pensate alla scena dell'inseguimento dal poliziotto alla fuggiasca con i soldi, che è una scena dove c'è oggettiva, soggettiva, oggettiva, oggettiva, soggettiva, oggettiva, ma c'è una tensione narrativa enorme semplicemente passando dall'oggettiva agli occhi di lei o allo specchietto dove inquadra la macchina. Eppure da un punto di vista del montaggio è molto semplice, perché poi questa è una domanda molto raffinata. Ci fu un film girato hardcore, anche se il titolo può richiamare un genere diciamo pornografico, in realtà è quasi una sorta di sparatutto, ma in realtà principalmente ci fu un film tratto da un romanzo di Raymond Chandler, Philip Marlowe, che fu girato tutto con questa tecnica molto prima del 1917 e fu un grande flop, perché nella capacità di empatia, cioè di trasmettere emozioni e empatia, il cinema comunque ha bisogno di alternare, quindi un piano sequenza molto lungo, raffinato, evocativo, come può essere quello all'interno di un film come Espiazione, no? Che si svolge nella spiaggia, nella baia, rimane un momento di scuola di cinema. Girare tutto un film così, no. Quella rete di passaggi invece diventa fine a qualcosa, fine di un'emozione unica e di un gol bellissimo, quindi la mia risposta è la prima. Grande. Un caro saluto a Guido, che voglio ringraziare anche per lo scambio di qualche giorno fa. Per me nulla a che fare con la polemica, ma tanto con il confronto e lo scambio. Ma io anzi, meno male che in diretta non l'ho proprio sì, visto come assolutamente. Infatti ho risposto esatto, subito. neanche io. Ho Assolutamente. apprezzato moltissimo i vostri commenti back and forth, perché era proprio bello. Era Io proprio... ho trovato un commento scritto con educazione, con garbo, motivandolo, quelle cose che a me piace, motivando, non quelle cose, no, c'è nessuno, che non significa nulla. Non ti ho interpretato, visto che mi hai detto che devo darti tu chiave polemica. Semmai era mia premura specificare un po' meglio, se non sono bravo, ma anzi ho risposto proprio perché ho apprezzato, quindi nessun problema.
Pier Davide ci dice: posso fare un azzardo? Secondo me Lobotka ha fatto una partita simile a quella con lo Sparta, che i commentatori, data la sconfitta, non lo hanno premiato, anzi addirittura il contrario. Complimenti Bobotta. C'è un piccolo problema, Valerio, no. Vai, a parte la sfortuna, poverino, lì però non era rigorino, lì i commentatori non hanno detto rigorino. Quanto gioco effettivo c'è stato quella partita? 15 minuti nel primo tempo. Quanto oggi? 28,48, il secondo tempo effettivo più alto. No, il Questo più ti alto volevo del chiedere. primo, il più alto, scusa, perché il più alto era 28,06, il più alto di tutta la stagione nel primo tempo. E stranamente, e perciò vi ho fatto notare il grande secondo tempo del Napoli, voi sapete che su 13 partite solo una volta il secondo tempo si è giocato con un tempo effettivo maggiore alla partita con la Sampdoria. Bene, oggi i due tempi effettivi sono stati quasi simmetrici, 28,48, 29,20. Clamoroso, Clamoroso, altissimo. Venivamo da 17-18 minuti di tempo, 19 con l'Inter, 19,53. Ragazzi, purtroppo se il Napoli lo fai giocare, anche se sta in una serata piano piano ingrani. Una delle chiavi di lettura è spezzarli il gioco, perché se tu gli dai la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta azione, avendo questa percentuale di attacco bassa, che la nostra chiave di lettura è negativa, ma bassa, ma non nulla, comunque la qualità, è chiaro che è molto più pericoloso, altro concetto che introduciamo da Valerio, fare 5 azioni in pochi minuti piuttosto che nel corso di una partita. Sempre 5 sono no, perché vai, è come se tu, facciamo, quando si facevano i vulcani di sabbia in spiaggia, no? Incominciavi a togliere un po' e poi crolla. No? Se tu togli poco, lo indebolisci. L'importanza di dare continuità delle seconde palle. Una delle chiavi di lettura è quando ci fai giocare poco. Ci hanno fatto giocare poco, non solo, ma anche lo spezzattamento di quelle azioni. Stavano tantissimo tempo a perdere tempo. Poi stavamo forse meno. C'è stata una cosa, lo so che vi fa ridere, appena siamo collegati, ho visto la partita, ho visto che si riscaldavano, appena iniziata la partita ho notato, è un'erba molto alta e la palla scorre molto lentamente. Abbiamo visto anche dopo il rigore dei passaggi che erano perfetti, ma sembrava, Valerio poi ha detto il Super Santos, così, però sembrava molto lenta, faticare. Quella può essere stata all'inizio proprio una chiave di lettura che poi tu, quando hai incominciato a ingranare, invece l'hai persa perché ti spezzava un'azione. Però sempre se vi andate a rivedere la partita, soprattutto nei primi piani dal basso, quando c'erano dei replay delle inquadrature, vedevate la differenza dell'affondamento della scarpetta, dei tacchetti, del pallone, anche del pallone rispetto ai campi nostri. Può essere una chiave di lettura, anche perché tu sì, ti riscaldi, ma non sei abituato come giocare tutto un campionato. Non è un alibi, però sempre io me le rivedo poi le partite, perché per studiarle le devi rivedere senza l'emotività del momento. L'ansia. No, proprio dei passaggi, tu dici, però gli mancava, e non poteva essere sempre così, perché proprio gli mancava quella misura di velocità ogni volta a colmare la distanza, che è stato troppo frequente rispetto alla peggiore partita della stagione del Napoli. Cioè, se tu prendi valore anomalo, la peggiore partita del Napoli non è stata così brutta come quella lì. Poi ci sono stati tanti fattori in quella partita, ma tra i tanti fattori all'ultimo posto quindi non lo metto come alibi principale, anche quello. È vero, la partita di Lobotka con lo Spartak è stata una partita rimarchevole, ma c'è anche da dire, amico Bellino, che sai, se tu ne giochi 2-3, alla quarta hai probabilmente una gamba, confidenza, hai ritrovato proprio nel calcio, è uno sport molto grande come distanze, l'occhio ha bisogno di ritrovare le distanze, poi casomai se tu fermi una partita fa anche bene, non tutti sono di Lorenzo, e quindi fermarsi ogni 4 va bene. Quindi trovo giusta l'osservazione, io la penso come quell'amico Bellino, mi prenderanno per pazzo così. Allora, Grazzotto ci dice: Guido e Valerio mi perdoneranno, ma per me Ossata è semplicemente scarso perché arbitra l'inglese lasciando correre, perché in realtà non sa giudicare i contrasti, come da egli stesso ammesso.
No, Non lo so, io no. una cosa che ho notato stasera, Guido, non so se l'hai notato anche tu, poi io non so fare la differenza tra autorevolezza, autoritarismo, essere autoritario o autorevole. Mi è sembrato che nei confronti, anzi che contro, nei confronti di alcuni giocatori, lui impone la sua personalità, che è uno veramente degli unici che ha personalità che si avvicina a quella di Collina dell'epoca, e dice proprio: devi venire qua, io non mi muovo, se non vieni qua la partita non ricomincia. E non so se ti ricordi, cioè, si facevano vedere delle immagini dove c'era Ibra che l'arbitro lo richiamava ed era l'arbitro che alla fine doveva andare da Ibra perché lui non sarebbe andato. E quindi Orsato mi è sembrato avere questo atteggiamento oggi: Patrick, vieni qua, ti devo ammonire, devi venire tu da me, così. Non sempre vedo questo atteggiamento nei confronti di tutti i giocatori che giocano in Italia. È vero, quella è stata Questa è una la chiave di quello, ma come no? Ma infatti io non ho detto che è sempre perfetto, ho detto oggi si è ricordato di essere bravo. La domanda è perché te lo sei scordato in un periodo, ma solo lui sa rispondere con certezza. Vabbè, questo dell'amico Bellino è un commento legittimo, onesto, argomentato con serietà, e nessuno può dire non è vero, è il suo parere, anche motivato, va bene così. Mi trovo cioè d'accordo con questo tipo di scambio, perché sennò tutti la stessa cosa, pensiamo che noia. Il problema è che è troppo facile per gli avversari, affrontandoci, spezzettando il gioco, ed è veramente difficile per chiunque, ma soprattutto in una squadra poco fisica, trovare una soluzione. E la devi trovare, perché non te lo concederanno sempre, è un'osservazione giusta, però la dobbiamo, perché è un peccato, la dobbiamo trovare, perché se vince il migliore va bene, è peccato a volte perdere punti quando per gran lunga non lo merita, di gran lunga non lo meritava. Nel calcio non vince la squadra che gioca meglio, vince la squadra più forte, però quando veramente immeritata la sconfitta ti brucia tanto, attenzione. Stasera poco da dire, goduria pura, orgasmi puri. Enzo Internos ci ricorda anche delle uscite dal basso che abbiamo fatto, che non avevamo visto, un po' più, tra virgolette, anche esasperate, cercate fino alla fine, vero Guido, con la linea di passaggio, insomma, tocchi di prima, proprio fatto nei confronti di Sarri, che secondo me è stata... Anche quelle sono i momenti emozionanti, Guido, cioè quando parliamo noi di goderci il percorso, vedere quelle cose contro la squadra di Sarri. Esatto, è quello che io invece sto cercando di, è brutto dire predicare, se no sembra un santone, anzi un fantasma. Poi parleremo della telecamera, questo è semplice portatile. È vero l'osservazione che questa figura che emerge dalla notte, però ci sono due annotazioni da fare. Mi piace questa, tra l'altro fino all'ultimo minuto, questa attitudine, perché poi non arrivi a vincere se te scegli la partita, no, questa partita non è importante, no, ma questa giocata, quelli sono gli alibi dei perdenti. Però oggi, e dove miglioreremo, dobbiamo migliorare, si spera si migliori in futuro, qualche soluzione, qualche scelta più, sempre calcisticamente parlando, lo metto prima, cattiva in attacco. Anche oggi potevi segnare di più nel primo tempo. Sul 2-0 il Napoli si è piaciuto un po' e doveva ammazzare la partita. Poteva prendere il 2-1 se Ospina non fa quella... Il pelo dell'uomo non lo trovo, perché devo essere rompiscato, perché poi sono quelle sbavature che ti dico Napoli-Verona. Se noi cominceremo a colmare queste sbavature e abbiamo una certa continuità, e allora poi aspettiamo intanto Milan-Napoli. Mi vedrete presentarmi in un certo modo, me la sono messa da parte quella promessa, vale. È un ricordo caro, però questa è la sbavatura. Invece in difesa mi è sembrato proprio una squadra che aveva tre cose: forte di testa, forte tecnicamente, che sapeva tecnicamente fare quel tipo di uscita come giocata, e con i tempi giusti, perché lì devi avere proprio anche i tempi giusti, ed è importante invece avere quella predisposizione. Non è che dici, perché è diverso che buttare la palla indietro, quello non mi piace, quello è pericoloso, che ti porti il nemico in casa. Il voler uscire dal gioco, anzi spesso poi siamo andati addirittura che da un'azione di possibile pericolosità
nostra in difesa l'abbiamo creata come pericolosità offensiva a nostro vantaggio. È perché gli stani e gli automatismi di Sarri ancora non sono buoni nella Lazio, perché loro cercano di fare il primo pressing, però la difesa non è ancora altissima come la teneva con il Napoli. Questo non è si vede proprio. Ringrazio Diego Pugliese per lo straordinario supporto. Buonasera Guido e Valerio. Mo sono entrato, una domanda per Guido: sul secondo gol di Mertens è stata la mano di Dio? Saluti e grazie sempre per l'analisi. Riconciliate con il pallone. Forza Napoli. Ci sono tanti sentimenti che mi accompagnano alla figura, soprattutto in queste giornate particolari di Maradona. L'altra sera io poi una serata molto contrastante per il film di Sorrentino. Domani farò uscire il video su Ghostbuster. In settimana, tra giovedì e venerdì, quello sul film di Sorrentino, che è il suo film più bello, è qualcosa che ti prende al cuore, allo stomaco, anche se uno non è appassionato di cinema, anche se uno non è tifoso. Chiaramente un napoletano. Iscrivetevi al canale. Scusate, no, perché state aspettando? Siete completamente pazzi. Scrivendo agli amici Bellini il nome del tuo canale. Sì. In modo e tale allora che... ti rispondo, Diego Pugliese. Mertens ha usato delle parole sincere, belle, non ruffiane, proprio in settimana su Maradona, che danno l'essenza, si ricollegano al film di Sorrentino. Per chi si aspetta di vedere un film su Maradona che parli di Maradona, dove c'è Maradona, rimarrà molto deluso, ma dà una chiave di lettura. Mamma mia, quanto è utile che è uscito questo film l'anno della serie su Maradona, perché poi ne parleremo. Vedete bello suo spunto. E Mertens ha colto questo fatto che Maradona è nell'aria, non c'è bisogno della statua, non c'è bisogno di queste cose. Ha detto si respira. E lo diceva con sincerità, che questo ragazzo sia bassino, si chiama Diego Driss, Maradona, Mertens, fatto quel gol così bello. E quando raggiunse Diego, postò quella foto dove lui sulle spalle di Maradona, un nano sulle spalle di un gigante, quello che mi piacerebbe dire non è che è stata la mano di Dio. Maradona lasciamolo in pace, lo dico sempre, quel ragazzo è stato martoriato in vita, almeno da morto, lasciamolo gioire. Ha fatto felice Diego quel gol, questo è sicuro. Giusto. L'ha visto e ha detto: Ciruzzo mio, hai fatto un gol bello, mi prendo questa dedica. La seconda Ciro l'ha dedicata a Starace. Sì, come ed è stato bellissimo. Se voi andate a vedere delle immagini riprese dallo stadio, non quelle ufficiali di The Zone, tutta la squadra è andata a bordo campo, tutta la squadra ad abbracciare Mertens come segno di gioia e di grandezza. Tutta la squadra si sono schierati sul fallo laterale. Ecco, io non voglio dire dove arriveremo, però quello che ha sempre detto Guido, godiamoci il percorso, godiamoci questa serata, una serata dove ha vinto la squadra che ha giocato meglio, e questo è bello nello sport, perché oggi non possiamo dire nulla, non ci sono stati episodi arbitrali che ti fanno un cattivo sangue, le lacrime di Maradona si sono sparse nel terreno del gioco del primo tempo, perché aveva pianto avendo visto i suoi nemici la questione di Infantino pure vabbè, non c'era all'epoca, no? Però rappresenta poi invece ha gioito quando ha cominciato a segnare il Napoli. È bellissima la statua di Rambo Policano, proprio bella, ecco, fatemelo dire. Valerio, Maradona può piacere o non piacere, puoi anche non essere un tifoso di Napoli, del calcio, però rappresenta il dinamismo, a prescindere dalle cretinate che si dicono Caravaggio, genio, comunque rappresenta un eroe dinamico, no? Non è un eroe da statua. E per quanto io l'adorassi, non puoi dire che era Greg Louganis, uno degli uomini più belli del mondo, il più grande tuffatore di tutti i tempi, cioè il classico fisico statuario, no? Quello che per il pubblico femminile, non solo, poi lui era dichiaratamente omosessuale, no? Quindi però cioè, uno degli uomini più belli del mondo, no? Con tutto il bene che posso vedere Maradona, no? Però tu associ a Maradona cose che tu con la mano non riusciresti a fare, lui faceva con i piedi, no? Quindi il dinamismo. Quindi per me Maradona non è
eroe da statua. Se proprio volevi fare qualcosa che omaggiasse Maradona, dovevi ristrutturare il Centro Paradiso, che è un nome bellissimo, dove tutti i ragazzini possono giocare a pallone, perché Maradona è un eroe del popolo che ha giocato a pallone. Quindi già a me il concetto di statua non piace legato a Maradona. Poi tutto quello che sta girando intorno a questa statua non ne voglio parlare, perché poi ci scrivo un articolo durissimo, forse è la prima volta dove sono veramente duro nella mia vita. Però lì sarebbe facile, cioè centro sportivo Paradiso Diego Maradona, o un nuovo centro sportivo, perché Maradona è un eroe del gioco del calcio, non è un eroe plastico. Però è una umile idea. Ringrazio Frank Parziale, sempre generosissimo, signor Guido, mai banale, forza Napoli sempre, oggi mi sono veramente divertito, un abbraccio a tutti e al nostro comandante Valerio, vi voglio bene, il comandante adesso è Koulibaly. No, se vuoi usare un termine sinonimo, non voglio sminuire, chiamatelo condottiero Valerio, ma il comandante è Koulibaly. Adesso è stato deciso da Spalletti. Angela ti chiede che partita ha fatto Lobotka, secondo te perché i laziali hanno deciso di non marcarlo? Secondo te ci hanno provato ma non ci sono riusciti? Ci sono stati larghi tratti della partita dove il Napoli ha giocato a un tocco, proprio quello che ha detto Guido in settimana, che vi ha detto: ragazzi, nel gioco del calcio, quando fai viaggiare la palla veloce non ci sono cacchi, il ritmo anche è bello, se non sei veloce e non li riuscivano a prendere, un paio di falli di frustrazione. No, ha trovato lo spazio delle righe sia in difesa che in attacco, era sempre in appoggio un po' alla Jorginho, ma con più sfacciataggine addirittura di Jorginho. Cioè la grandezza di Jorginho in quel Napoli non è che effettivamente dicevo fa un passaggio a un metro, però dava sempre l'appoggio a chiunque, che fosse Allan, che fosse Amsi, poi quelli avevano quella qualità e quindi davi profondità. Cioè avevi un Gulam che dove passava lui non cresceva più l'erba, perché era veramente forte. No, Bobo oggi ha giocato bene perché ha giocato bene, sia tecnicamente che tatticamente, e ha fatto la cosa importante del calcio, fare la scelta giusta. Poi chiaro, se tu li sbagli tutti i passaggi stai nella giornata storta, no? Però a me piace quando un giocatore concettualmente ha fatto quel passaggio, quel tiro, quella soluzione. Oggi c'è stato per esempio un tiro che non andava fatto, un paio di tiri che non andava fatti, e non nomino da chi, perché rischi di prenderti un grosso contropiede. Tant'è vero che a volte dei giocatori fanno il tiraccio classico d'uscita di calcio d'angolo e vengono fischiati, e no, invece è importantissimo, è meglio perché tu lo stai facendo in realtà per spazzare, e rientri. Ci soffermiamo con Xavier su Fabian. Oltre al gol ho apprezzato molto la sua intraprendenza in alcuni episodi, ma nel primo tempo ha sbagliato un po' di passaggi, non vorrei sbagliare. Ottima osservazione, perché innanzitutto si cala un po' nel secondo tempo, lui ha avuto un po' più di spazio, bene Lobotka, ma bene Zelinski, lui spesso è stato messo in mezzo perché comunque fai delle scelte, come a volte sei costretto delle scelte quando sei in difesa e ci sono 2 contro 1, quello che abbiamo detto sempre in settimana, e quindi la coperta è corta, bene a raddoppiare lui, lascio libero ancora di più Lobotka. Ha un po' sofferto nel primo tempo, ma ha avuto la pazienza, la forte l'intelligenza tattica, e poi appena gli hai lasciato quel mezzo metro in più nel secondo tempo ha incominciato a giganteggiare. È un'osservazione, mi piace, di chi ha guardato con attenzione la partita, bravo, vero? Sì. Come si affrontano queste squadre che spezzano il gioco spesso? Sono convinto che anche noi dobbiamo farlo di più con gli altri, facciamo pochi falli tattici. Questo Guido non ve lo dirà mai, perché è un esteta non lo del accetta, gioco, non lo accetto. Come in 2 modi, una trovando soluzioni tecniche, ma tu devi stare in forma, devi viaggiare bene la palla, e l'altra qualche espulsione dell'allenatore. Cioè lì l'allenatore si deve far sentire. Io sono contrario alle espulsioni in gioco dei compagni, non devi essere nervoso, non devi lasciare in 10, però a un certo punto tu devi farsi sentire, anche a fine trappino secondo tempo. Cioè tu devi mettere non la pressione, abbiamo visto ieri una Juve indecorosa, cioè ogni cosa circondavano l'arbitro, mamma mia, non si può vedere una squadra, ogni azione, anche su un fallo laterale, e basta.
ogni azione, non il capitano, tutti. Detto, allora, questo no, è l'anticalcio, però ti devi far sentire, ma proprio perché ne viene meno non solo della qualità dello spettacolo, e c'è gente che paga un biglietto, che paga un abbonamento, ma poi ne viene meno proprio di tutto il lavoro che tu fai in settimana e viene buttato all'ortiche, e quindi tecnicamente devi trovare delle soluzioni, devi stare in forma, perché poi se la gamba ti viaggia meglio, il pallone ti viaggia meglio, diventa più difficile, però non è impossibile, perché poi a un certo punto piccoli fallini, stai 8 anni a terra, siamo stati anche un po' leggerotti, noi siamo una squadra buona che non protesta su nulla, è vero. Se parliamo poi di DNA, questa è una delle cose che ci caratterizza molto spesso. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa, quando mi parli dell'accerchiare, io l'ho guardata la partita Juventus-Atalanta, una delle cose che mi è venuta in mente, una delle cose che mi è venuta in mente è che il capitano era Dybala. Ora, noi sappiamo che da regolamento è il capitano che può andare a fare una discussione con l'arbitro, magari con le mani dietro la schiena come faceva Diego, gli altri dovrebbero star tutti zitti. Quando tu dai la fascia a Dybala, che non ha lo spessore di parlare e non mi sembra nemmeno un gran leader, che succede? Che Bonucci automaticamente va. E quindi va a Bonucci, poi va a Quadrato, poi va a Chiellini, e vanno tutti, e il capitano è quello che alla fine parla di meno. Valerio, hai ragione, dico, mi annoia, cioè non posso. Io che sono cresciuto, tra l'altro stanno andando malissimo i miei Lakers, con lo Showtimes dei Lakers, no? Che facevano un'azione in 1 secondo e mezzo, con l'idea che deve vincere il migliore, io voglio affrontare l'avversario con tutti gli uomini in campo, non tifo per gli infortuni, cioè, meno male non gioca, è squalificato, quindi mi piace proprio vedere lo sport al massimo delle sue espressioni. Mi annoia, solo che poi a un certo punto va oltre la noia, cioè quando tu lo vedi in ogni azione, pure su un fallo laterale che ti hanno dato, perché ce l'hai nel DNA, però basta, perché diventano faticose, tu le devi vedere per studio, per il lavoro, eccetera, però diventa veramente faticoso. Sì. A meno che non fai mettere, io vabbè non traggo il mio reddito dal calcio, quindi in questo forse mi rende più onesto nelle analisi delle partite, però se traessi il mio reddito dal calcio, veramente mi farei mettere una clausola, lo stipendio, dove mi dovete pagare a parte tutti questi minuti inutili della mia vita a vedere questa gente che urla attorno all'arbitro. E non lo dico a mo' di battuta, il mio tempo ha un valore, allora finché impari delle soluzioni tattiche, vedete che anche oggi, poi l'ha richiamato a un certo punto, ma Mario Rui si è trovato, non so se per errori, per scelta, neanche più all'aggiunta, interno aggiunto d'attacco. È vero. Interno aggiunto d'attacco. Forse il canale di Valerio sta lavorando ai fianchi, l'ultima conferenza stampa, non vediamo una conferenza stampa così da 20 anni, non solo domenica. Ma arrivano certi segnali. Come che soddisfazione, piccole soddisfazioni. Anche oggi Bonpardo mi ha citato tra le linee su certe cose, lui è bravo, è un fuoriclasse del commento tecnico alla partita. Quindi questa domanda leggila Valerio, perché dobbiamo rispondere. Sì. Ringrazio ancora Alessandro. La velocità dei fraseggi non erano affatto automatismi sarriani, una comfort zone psicologica, ma topoi quasi junghiani, un calcio archetipico a 2 tocchi. Io qua mollo perché non so a cosa si riferisce, magari puoi riassumere tu senza andare poi dopo, perché non penso che tutti gli amici bellini presenti conoscano. Però non so se è una strizzatina d'occhio a quello che ho detto qualche tempo fa, no? Facile. Alessandro è vero. Però all'inizio di questa stagione, poi si è persa un po' nella parte centrale, probabilmente proprio per la mancata brillantezza umana dei nostri interpreti, i nostri ragazzi, e si è rivista oggi, è stata scintillante, con una diversa concezione dell'attacco degli spazi da parte di Spalletti rispetto a Sarri, e forse anche questa cosa qui, speriamo lo vedremo a fine stagione se faremo delle finali, no? Però
sono d'accordo, nel senso che alla fine era diventata, lui l'ha messa proprio nel raffinato totale, citando anche un grande filosofo, io citai un grande poeta, Charles Monroe Schulz, con la coperta di Linus, che ormai è diventata anche un'espressione psicoanalitica, Sì, come, come no. sì. E quindi proprio la coperta di Linus fa parte proprio del... non è una frase fatta, cioè è un'espressione che si utilizza proprio per, in chiave scientifica per indicare quell'oggetto che serve per darti quella sicurezza da cui tu non riesci a staccare. Quindi vediamo, aspettiamo dei momenti importanti di stagione per capire che se non è solo un'interpretazione diversa di questa fitta rete di ragnatele che oggi è stata veramente eccessiva rispetto ad altre partite, ma incisiva, finisce per diventare anche per noi con Sarri e dopo, cioè con Spalletti, una coperta di Linus o comfort zone o meno. Però il limite di quella squadra fu questo, è vero che poi non diventò poi un grimaldello, perché poi bisogna sempre fare la tara, no? Che non vogliamo riconoscere dei meriti a quell'allenatore, che sono stati sicuramente ottimi. Aveva pure gli interpreti per farlo, perché poi alla fine le squadre di Sarri non sono state quel Napoli. Lui se la prendeva all'inizio. Sì, ma io non ti preoccupare. Tra l'altro tu hai un nome che io adoro. Io giocavo con la sua Mamma mia, che maglia. grande attaccante. Io lo adoravo, Omar Gabriel Battistuta, quindi già mi sei simpatico. Ma figurati, io dovrei essere polemico, amico Bellino, non lo sono, perché poi è poco elegante citare i colleghi, io cito solo quelli bravi. Però sono successe cose molto gravi in settimana. Allora, voi non ve la dovete prendere con i colleghi quando tifano Milan, Salernitana, perché non c'è non solo nulla di sbagliato, ma nulla di grave. Fare quelle cadute di stile, offendere le persone. Dovete prenderla e neanche prendere, far notare, detto guarda, devi rettificare questo errore, devi rettificare questa cosa. Finché c'è la scaramanzia alta, faccio subito un esempio concreto. Cioè, l'anno scorso noi abbiamo avuto determinati tormentoni che Gattuso era l'allenatore più idolatrato della storia del calcio, non solo Napoli. E chi lo diceva si lamentava del fatto che Gattuso fosse scarso. Siccome lo dicevano tutti, era un po' un cortocircuito. Tra le tante cose, un esimio collega ha rotto l'anima tutta la stagione con 2 o 3 refrain, no? Che questa è la migliore rosa della Juventus, cosa che dice anche quest'anno. Tutti gli anni. E questa è una rosa che deve vincere lo scudetto, deve competere, e quindi poi ha attaccato Gattuso, cosa che dice anche quest'anno. Ha detto, quindi avete visto che avevo ragione io, che De Laurentiis l'ha messo nelle migliori condizioni possibili, che mi ha dato la rosa migliore, cosa che dice anche quest'anno. Poi ha detto, l'ha messo nelle migliori condizioni possibili perché è andato a questo tutto, ha pranzato con la squadra. Un presidente non deve pranzare con la squadra. Agnelli va nello spogliatoio e dice, non è contemplabile che noi non andiamo in Champions, va a pranzare con Allegri, quando Allegri comunque non era allenatore della Juve. Allenatore. Giusto per invece parlare delle cose giuste di un'altra società, ok? E poi ha detto per l'intera stagione, ha messo a posto la cosa con gli stipendi, con le multe, quindi vede, ha messo continuamente nelle migliori condizioni. Allora ci sono 2 ipotesi, amiche e amici Bellini. O avere un'informazione sbagliata e allora devi andare in TV, dice mi sono sbagliato perché purtroppo la mia fonte era sbagliata, mantengo la segretezza della fonte, però mi ha portato sulla cattiva strada. Ci può stare, tutti sbagliati. O eri in cattiva fede. Non lo posso sapere perché io rispondo solo delle mie azioni etiche e morali. Certe cose che sono avvenute nel corso della stagione, dopo anche di contratti, mi possono far propendere e non lo voglio dire. Io però vi dissi, non è finita la questione delle... Andate a rivedere i video con Valerio, la questione delle multe. Non solo non è finita, ma stiamo andando nel civile. Oltre nelle multe, cause civili. Come la mettiamo? Di tutti i giocatori. E si sta aspettando che finiscano i contratti. Quindi io che usai l'espressione, prendendo dalla mitologia classica, no? Dalla spada di rame, che dissi, questa è una spada di rame che pende sulle nostre teste. Può non cadere oggi, non può cadere domani, ma è una brutta cosa avere, non so se conoscete il mito della spada, no? Di questa tavola dove c'era questa... Quindi questo filo si può spezzare, poi ti cade in testa, siccome era una spada affilata, zoom, eccetera. Queste cosa sono... Io, non prendetelo con me su quinto posto, eccetera. Io non lo dico con cattiveria, poi ci gioco, conosco il calcio,
è un campionato, e introduco un altro tema oggi, che non solo quello il fatto che si possono perdere pochi punti, mi hai provocato e io invece lo accetto, ma io temo che quest'anno avremo un grosso problema, vediamo nel corso della stagione, non è un dogma, che non abbiamo la lotta per la retrocessione. Non solo non si possono perdere i punti con gli altri 13, pochissimi, ma non abbiamo i punti della retrocessione. Cioè noi abbiamo 2 squadre e mezzo che già sono in B, sono nettamente più scarse degli altri, hanno pochissimi punti. Non sembra, tranne che non fanno una campagna acquisti a gennaio, ripeto, li seguiamo perché la lotta di retrocessione sono pochi punti di differenza, però ci sono 3 squadre, cioè adesso sembra una lotta alla retrocessione su 4 squadre, ne retrocedono 3. Significa che noi abbiamo 8 squadre che lottano per i 6 più 1 posti europei, chi faremo fuori, la Lazio, la Fiorentina eccetera, 4 squadre che lottano per retrocedere e 8 squadre che a un certo punto della stagione, ragazze e ragazzi, non lotteranno per nulla. E noi sappiamo nel campionato italiano come vanno queste cose, perché qui Guido Gentile in memoria storica vi aiuterà, e non solo contro il Napoli, perché di porcate ne abbiamo viste. Quindi uno degli elementi cruciali è che la lotta della retrocessione, sia per lo spettacolo di un campionato nobile come la Serie A, comunque coinvolga 6-7 squadre e non 3 più 1. Quindi io mi tengo la mia non previsione, non analisi, non griglia, ma prudenza. Il fatto che si dice no, vigiliamo. Prudenza, amico Bellino, che non è né secciare e né sminuire la qualità, prudenza, però occhio a quello che ti sto dicendo oggi, vediamo come prosegue la lotta per la retrocessione, perché per quest'anno, per ora, è veramente la più scarsa e meno competitiva degli ultimi anni, non come punteggio, perché contempla pochissime squadre ed è un fattore determinante nel girone di ritorno. Vero. Luigi, praticamente sottolinea le tue parole che stavi spiegando prima. Questa partita si è fatta strada nella mia mente un'idea che quello che chiamavamo il Napoli di Sarri non esiste, piuttosto più giusto parlare di un Sarri del Napoli, e quindi ci ricorda insomma che anche, come hai detto giustamente tu, aveva degli interpreti per fare quel calcio, e quando l'abbiamo visto in altre squadre in effetti non è successo. Ringrazio Giuseppe Croce. Allora fammi rispondere prima alla prima. Sì. Ma rispondo anche a questo perché lo devi ringraziare per la generosa per il generoso atto di affetto, perché voglio avere il ritmo. Mi piace la sua osservazione. Continuo a pensare quello che ho detto prima, no? Ci sono partite propedeutiche, partite che indirizzano stagione, partite decisive. Da un punto di vista della classifica continuo a pensarla così. Da un punto di vista del gioco e anche dei meccanismi importanti che ti possono scattare in testa, è proprio come dice questo amico, bisogna vedere nel corso delle prossime partite se veramente i giocatori se ne rendono conto e loro per primi chiudono definitivamente col passato, in modo tale che non te li rispondo più manca a queste domande, perché anche oggi hanno risposto, Spalletti ha subito nicchiato, poi il giornalista si è sentito un po', ha detto forse ho sbagliato e ha cambiato, diciamo, ha aggiunto una domanda a questa domanda, però da un punto di vista del gioco, e come dici tu, può essere, questa sì, non della classifica, una partita svolta, e diventa importante perché noi dobbiamo svoltare, ci ha rimesso Ancelotti con quella pagina calcistica, altrimenti non vinceremo niente, perché comunque quella pagina è bellissima, Champions, ma non abbiamo vinto. Allora vogliamo vincere, allora così abbiamo visto che non abbiamo vinto, proviamo a fare in un altro modo. Concordo. Leggi questa domanda. Sì, caro Guido, cosa ne pensi dell'Europa League? Potrà essere un problema se non passiamo il turno? Io la voglio vincere l'Europa League, quindi ci tengo molto di più dello scudetto. Sono arrabbiatissimo che abbiamo buttato perché bastava un pareggio e già potevamo giocare con 2 risultati. Anche lì vi dissi, ragazzi, sono molto preoccupato dopo la sconfitta in casa con lo Spartak Mosca, siamo quasi fuori, dobbiamo vincere 4, non facciamo che poi andiamo all'ultimo e cominciamo a fare i calcoli e cose lì, che mi sembra una cosa molto meschina. Oggi Spalletti, e chiudo la risposta, ha dato un concetto molto guidesco. Come la mettiamo? Ha detto, ma proprio guidesco di questo anno e mezzo che siamo stati insieme, ha detto che gli obiettivi della società, io ve l'ho sempre detto, proprio nel contratto non c'è lo scudetto. Ha detto proprio, ha rotto il muro di omertà. Lo scudetto non mi è stato chiesto, non c'è negli obiettivi.
quindi anche eventualmente ti devi discutere dopo l'eventuale premio, ora non sono fatti loro economici, non mi interessa, però ha detto proprio quello che dico io, della mentalità vincente che si costruisce, non solo e ha fatto un discorso ancora più bello, legato, sarà stato ruffiano, però anche lì ci vuole intelligenza nella vita, perché puoi essere ruffiano di bassissimo livello o raffinato. Ha detto, io mi trovo in un territorio di eccellenze artistiche professionali, noi non siamo chiamati a vincere, non ce l'abbiamo per contratto, ma a questo punto dobbiamo diventare un'eccellenza. Bello. La mediocrità non è contemplata. Guido Gentile in questi mesi. Quindi Guido Gentile ti risponde: non voglio uscire dall'Europa League, non dobbiamo uscire dall'Europa League, dobbiamo andare fino in fondo all'Europa League, ci serve il ranking UEFA, sono quelle partite che ti faranno crescere, che sono bivi col cavolo che no, adesso ci concentriamo sul campionato. L'Europa League non ci andremo, mi incacchierò. Ma non sono uno che non solo ti fa per uscire, che dirà no, ma questa cosa ci aiuterà, perché i giocatori tra l'altro si deprezzano, perché sono brutte figure e perché poi le vittorie, soprattutto di blasone con determinate squadre, ti fanno, come oggi l'amico del vecchio ha detto, scattare dei meccanismi proprio calcistici di consapevolezza, capaci di incominciare a vedere, cioè Mario Rui ha sbagliato di testa, ha sbagliato di destro, non ha ancora tirato col suo piede il sinistro, ma sta a fare 2 capogol, perché sta facendo, e tutti vedono l'errore di Mario Rui, però non è un errore anche di Koulibaly che si stacca e lascia un tiro di testa libero, non è il suo palo di Meret, è nell'area piccola, non poteva tentare un'uscita disperato, l'errore è di tutta la fase difensiva, no? Ho detto, non sto dicendo Mario Rui non santo, però non possiamo dire niente su queste 14 più 2 perché è stato squalificato per 2 turni partite, la stagione di Mario Rui è superiore a quella di Zelinski per rendimento. Zelinski sta ritornando a segnare, però ancora nei movimenti sì, ci può dare ancora, di più. oggi molto meglio, oggi molto più nel vivo dell'azione, più fluido Valerio, sì. Ha litigato molto meno col pallone perché i tocchi erano più puliti anche quando si liberava sul piede perno, non è ancora quello quando tocca i suoi vertici che però mantiene per poche partite, però meglio di alto uscita. Quindi Europa League tutta la vita. Tutta la vita. Ringrazio Mauro Garofalo, che tra l'altro avevo visto nello sfondo aver donato prima via PayPal, ma mi ero perso la domanda. Spero che sia questa. Mauro, se non è questa, recupera, mandamela anche in privato su Telegram, la recuperiamo. Visto il modo in cui facciamo girare la palla, non sarebbe il caso fare come far bagnare il campo prima dell'inizio della partita? Lobotka 150 passaggi, 97.1% di percentuale di passaggi allora, riusciti. Io non sto andando adesso, bella domanda, al San Paolo, tornerò presto dall'anno nuovo, però ti assicuro che viene sempre bagnato e amico Bellino, non so se lo sai, però se non lo sai almeno ti dico una cosa nuova. Sappi che viene bagnato sempre di più nella metà campo d'attacco del Napoli, cioè quando attacca nel primo tempo a sinistra, bagnano di più a sinistra, è una cosa diciamo legale, e al contrario nel secondo tempo, quindi non ti preoccupare che queste accortezze sia i giardinieri che tutto il reparto Campio, quindi viene sempre bagnato e siccome è una squadra d'attacco, comunque quest'anno ha perso il record di squadra che tira di più che ha avuto per tanti anni, ormai della Roma, però comunque è una squadra offensiva, no? Viene bagnato, oggi pioveva pure, quindi e viene bagnato giustamente dove ti conviene di più che la palla scorra veloce. Quindi bene, non se lo dimenticano, ti posso assicurare, e che casomai uno non lo vede perché proprio partono immediatamente già anche tra fine tempo e secondo tempo, quindi non solo all'inizio della partita. Buonasera Guido, perché Lozano non veniva molto cercato, spesso tra l'altro molto libero e in linea con il fuorigioco? Vorrei un suo parere. No, è stato cercato meglio nel primo tempo, soprattutto quando Mertens ha fatto 2 o 3 giocate, una addirittura di testa con Zelinski che subito ha fatto bel passaggio, un paio di cambi giochi. Lo voglio ancora di più incisivo perché oggi si è mosso bene, ha giocato bene, però lui non è Insigne e quel dribbling li supera, li fa. Sarebbe stato devastante. Non abbiamo ricordo l'anno scorso dove prendeva o munizione o andava in gol. Poi è come si sviluppa l'azione, anzi dobbiamo essere contenti quando c'è un certo equilibrio
tra, diciamo, la fase centrale, quella di destra e quella di sinistra, e quando non dipendiamo solo da una catena. Casomai tu hai notato, c'è stata una fase della partita dove è stato cercato di meno, poco prima della sostituzione è stato cercato 2 volte, se n'è andato anche bene prima della sostituzione, prima con un recupero palla. Preso pure una bella botta sulla caviglia sì, che è caduto. l'ha presa, si è sentito proprio perché era proprio vicino al fallo laterale dove c'era il microfono pluridirezionale, proprio si è sentita fortissima per chi ha l'impianto a casa, proprio l'abbiamo sentita quasi come se avesse preso la nostra caviglia, però sta tornando, ancora non è a livelli dell'anno scorso, vediamo se abbiamo bisogno di recuperare un giocatore che può diventare, permettetemi poi di una cosa, poi dopo Younas. Chi è che mi chiese il problema Mertens? Io dissi, io non vedo nessun problema Mertens, dissi qualche settimana fa, semmai sarà il fattore Ciro, che però ovviamente io dicevo fattore Ciro in più, no, assolutamente, se ritrovate questa fase di Nervino non mi auguravo, perché io non me l'auguro degli avversari, figurati dei miei giocatori, infortuni. Adesso è il fattore Ciro che quello abbiamo e non c'è Osimhen, quindi io non ero proprio preoccupato, perché alla testa Mertens, le indicazioni che ha detto non mi hanno proprio toccato, le critiche anzi erano giuste, sono io che devo dimostrare di più, 139 gol in carriera col Napoli, sono io che devo, cioè nel calcio devi avere testa al giorno d'oggi. Oltretutto anche sotto, io l'ho sentita proprio poco prima di aprire la live, le parole di Mertens, lui stava anche sottolineando, io sì stavo recuperando ma poi Victor stava giocando bene, quindi, e lui l'ha ripetuto proprio bene, ha detto in questo momento io accetto anche di entrare dalla panchina perché se Victor fa bene va bene così, e io quel ragazzo Valerio a testa, l'abbiamo sempre detto, non si è fatto, per cui come Godereccio lui, non si è fatto ammaliare in maniera negativa dai tentacoli di Napoli, ma l'ha cavalcata, e quindi quando tu la cavalchi in quel mondo, un giocatore di calcio, no? È un dio a Napoli, un giocatore che ha un reddito enorme, allora Napoli diventa veramente la città più bella dove andare a giocare a pallone, più di Milano, perché comunque tu c'hai mezza giornata libera, te ne vai a Capri in un resort con la tua compagna, c'è mezza giornata libera a Milano, te ne vai a un resort ma non vedi il mare, scusate se può, quindi no, non sono preoccupato, so che sarà l'ultima stagione, sarà la penultima, però veramente è un giocatore che mi ha regalato troppa gioia calcistica umana, cioè, lo vedi, ancora ho sentito qualcuno, ma non sarebbe il caso di prendere Balotelli a gennaio, ma ancora stiamo appresso a questa gente. Chi ha che detto tra l'altro non ha più cosa? 24-26 anni, Balotelli è 30-31 anni, quindi... Vabbè, stendiamo. Perché rispondiamo a questa domanda, prima leggila, perché è una domanda importante. Sì. Come spiegate la differenza tra queste due ultime prestazioni? Io ho detto la frase fatta, io me la sono giocata, che tutte le partite sono diverse, puoi integrarla. Ma sono diverse anche perché siamo passati che 2 giorni prima a Napoli vive mio fratello, c'erano 23 gradi, mio fratello ci sto in maniche corte, siamo andati a giocare a -1, ma non è quella, è una battuta, perché Sarri si è lamentato per tutta la settimana che giocava un giorno dopo. Noi abbiamo giocato quest'anno una partita con 2 giorni di differenza in meno rispetto a una, e l'abbiamo vinta. Quando io ho detto guarda, la nostra partita dura, vabbè, è che comunque i giocatori che hanno la capacità, ce lo insegno benissimo, di avere la testa, la forza, di reggere tutte le settimane, 3 impegni a settimana di quello lì, si pagano, sono difficili, e casomai tu batti il Liverpool e pareggio perdi col Chievo. Quindi siamo il Napoli, e in corso di questi anni, anzi considerate che il Napoli ha fatto qualcosa, noi l'abbiamo sottovalutato, incredibile, perché perse la 4ª giornata immeritatamente l'anno scorso, poi ha fatto 15 risultati utili consecutivi con Gattuso e ne ha fatti quanti? 12 consecutivi là. Quindi veniva da una striscia, contando anche l'anno scorso, lunghissima, la più lunga, perché l'Inter veniva da un giro di ritorno pazzesco, però aveva perso la penultima e poi ha perso a metà di questo girone, quindi la striscia del Napoli è una striscia comunque... Qual era la penultima? Prego? Qual era la penultima che aveva perso? Io mi presentai imbavagliato, vabbè.
Io poi l'ho rivista scusami se ti interrompo, rivedendo insomma velocemente tutta la Serie A Amazon della Juve, mi sono rivisto quella cosa là e sinceramente una leggera risatina sul fatto che quando succede il rigore dubbio su Chiesa in Champions lo fanno vedere 300 volte, il rigoretto di Quadrado veloce l'hanno fatto ma non lo so se questa è una provocazione. Sì, un po' di... ma voi volete vincere lo scudetto? Io di più di voi, si è messo in chiaro, quindi altro che sei. Però sono più vecchio, sono prudente e ho visto il calcio e in 95 anni di sua storia il Napoli ne ha 22, quindi ci sarà una ragione, che significa che non che li meritava 2, però purtroppo 2 ne abbiamo vinti, significa qualcosa. E non voglio ripetere tutte le cose che serve quello, che sennò poi divento ateroscherotico. Quindi ci servirebbero tutte e due. Adesso il problema non sussiste perché Osimhen è infortunato e non è un infortunio da poco, perché purtroppo poi le voci che escono poche giornate là non lo sappiamo, e con gli infortuni io ci sto combattendo da un sacco di tempo e non sono uno sportivo più attivo e non sono arrivato in Serie A, siccome ha preso pure l'occhio, quindi tu devi vedere bene questioni di centimetri, no? Si dice il calcio è questione di centimetri. Intanto quello che sappiamo è che non ce l'abbiamo per parecchio tempo. Se Mertens si mette a segnare, è sicuro che non è un problema. Sicuramente per lui, sì. Però si vende per Spalletti, quindi non vedo il problema. Oltretutto, come si dice, rimpingo la tua domanda con quella frase di Spalletti a inizio stagione, dice per Mertens un posticino si trova. Non c'è problema. Il problema è con i portieri che non li può schierare tutti e due, ma per i giocatori d'attacco in qualche modo li fa coesistere quelli più in forma sicuramente. Questa domanda credo che me la merito, quindi leggila bene. Sì, la leggo bene. Nel frattempo voglio dire ad Andrea Salerno che ho letto la tua domanda, che non la pesco perché so che poi Guido va nel basket e non tutti gli amici Bellini, perché comunque ragazzi questo è un canale a tema, quindi è scelta mia alle volte indirizzare anche la discussione, perché chi sta qui sa che troverà a parlare di calcio e questa è la cosa principale. Poi ogni tanto noi qualche tangente la prendiamo, a me piace il teatro, Guido si occupa di cinema, parliamo degli altri sport perché comunque è sport, quindi Andrea non te la prendere se non lo faccio poi divagare, perché poi magari qualcuno può dire sì ma io il basket non lo seguo e quindi va bene così. Francesco Perrone, in parte oggi è tornato il tifo, magari fosse sempre così il Maradona, stadio sold out e molte figure autorevoli in tribuna VIP. Cosa ne pensi Guido? Io qua faccio no, un anello inferiore semipieno, perché non è che Roma non è stata costruita in un giorno, quindi intanto incominciamo semipieno, poi lo vediamo 3/4 pieno. Io ho detto però spero che la società non faccia una sola iniziativa e per tutta la stagione questa cosa con le scuole calcio lì c'è VIP e VIP, però per esempio oggi vedete vanno e inquadrano, vedete quanto è importante. Bravo, possono piacere o meno, no? Però Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, Pardo fa una battuta, quell'altro fa la controbattuta, è spettacolo. Però intanto quell'inquadratura non c'era, quel momento di spettacolo, di alleggerimento all'interno di una telecronaca non c'era. Sarebbe bello che poi un Pardo lo va a intervistare, cioè lì la società deve essere brava, lì era bravo un maestro Carletto Giuliano che muoveva i fili in maniera diciamo sportiva, cioè non mafiosa, perché lì deve essere bravo Lombardo che ti chiama poi il commentatore, abbiamo questo, nasce la gag e lì voglio la società interviene. Però non so, io quando incomincerò a vedere queste cose, Guido Gentile, però la voglio con continuità, sa, quella battita bellissima come giocano a 3, non so se difesa a 3, Masiani forse può giocare in difesa, è stato un bellissimo momento di televisione che senza quei 3 ospiti non avremmo avuto, ma sono importanti. È chiaro che non li vedi in campo, non conquistano il calcio d'angolo, però state sicuri che quando si crea un determinato ambiente attorno a una squadra, no, queste cose ti danno un'energia importante. Quindi quando tu vedi lo stadio pieno, quando vedi che ci sono determinati personaggi che come per uno di noi un calciatore è un dio, per uno di loro casomai, cioè, tu pensa, viene un Robert De Niro al San Paolo, no? Che per chiunque, non per un tifoso del Napoli, è una leggenda del cinema. Tu sai Mertens che quel giorno De Niro è venuto a guardarti,
Quindi anche se non è uno del calcio, tu quel giorno, quindi non è sei portato, non so, come la mano di Dio che avete detto, di Dio, sei portato a dare qualcosa di speciale, perché è una leggenda della canzone. Quindi queste cose però andrebbero coltivate, esattamente. però sicuramente male non fanno. E permettete di dire, quando io l'ho chiesto, oggi è successo 4-0. Scaramantico 4-0. Porti male, Ciro, Ciro, Quindi, l'ho chiamato Ciro, pensa un po', Guido. Sì, perché poi quello là che mi ha dato della seccia, quello che ha detto che la Lazio vinceva il campionato, dove state oggi? Dove state? Io ci sto sempre. Anche quando quello proprio pensi che l'avevo rimosso proprio con la Lazio 4-0, ciao, cioè, io dovevo, possiamo affermare che la Lazio non vince lo scudetto? Sì. Io dovevo presentare e commentare un film a cui tenevo tanto e lo stesso mi sono collegato per poco. Valerio mi ha rimproverato che sono stato un film in piena, però veramente devo prendere la macchina, partire, l'avevo premesso. Pure nella sconfitta potevo trovare la scusa, Valerio, per lavoro non posso collegarmi manco 5 minuti. No, anzi, detto coerenza, nel buon cattivo tempo si è analisti, giornalisti e tifosi, è troppo facile. E io ho specificato, non è nulla di né ideologico o antisportivo contro la Lazio, è semplice analisi di chi cerca di studiare il calcio con serietà. Poi Valerio ti ho visto un po' accacchiato, ma io mi piace scherzare. Quando ho fatto questa introduzione ci sei cascato. Sì, ci sono cascato. Sì, ti ho visto ma sai perché? Ma sai perché? Perché io conosco il polso dei miei polli e quindi non tutti avrebbero colto subito la sfumatura di quello che stavi dicendo e detto ok, allora gli dai ragione così. No, perché non sarei serio. Per me non è serio fare quello che hai detto per tutto l'anno una persona che ha messo a posto la questione delle multe, non era serio. Non dir nulla a questo punto, non dico che devi dire sì e no, non dir nulla. Perché comunque hai creato una narrazione che hai spostato il tifo in una certa direzione, che ha fatto male. Poi ti viene a favore a te per altre questioni, vabbè, questo è buon per te, singola persona. Ma io non sono singola persona egocentrica. Ho detto, io ho il senso di responsabilità di rivolgermi, anche fossero 5 persone da Valerio, non 5.000, quante poi sono le visualizzazioni, solo 5. Io con rispetto quelle 5 persone devo trattare in maniera intelligente, quindi non li posso prendere per il sedere, scusate il termine sedere, così sono fatto io, che non significa che una persona non possa sbagliare, ma infatti viene e dice ho sbagliato, mi aspettavo di più dalla Lazio, invece io dico no, mi aspettavo proprio questo dalla Lazio, scusate, poi se vincerà capiremo che perché ha vinto, dove è andata al di là di quello che erano le nostre analisi, ma la Lazio sta facendo il campionato che sta facendo con un aggravante rispetto, sta prendendo un sacco di gol. Siamo arrivati a 26, quanti è? Vero. Nel frattempo ringrazio Fabio Versatile, 25 gol. Nel frattempo l'Atalanta mi dicevi sta più 5 rispetto all'anno scorso. L'Atalanta grave, ragazzi, io quando vi ho fatto quelle previsioni sta più 5 dell'anno scorso, io ho detto non deve arrivare a più di 36-37, ma meglio 34. La Juve dissi non deve arrivare a più di 34-35, arriverà a 35 massimo, perché se vince tutte le prossime partite, il che significa amici bellini della Juve e belline della Juve, che pur se fate 52 punti nel girone di ritorno, che sono 17 vittorie, un pareggio e una sconfitta, fate 88 punti. Significa che quest'anno vinciamo lo scudetto con 88 punti, 3 punti, 4 punti in meno dell'anno scorso, 3 punti in meno dell'anno scorso. Stiamo andando più o meno a quella cifra, stiamo viaggiando sui 90 punti lo scudetto quest'anno. Quindi io mi sentirei di dire già 5 sconfitte che non è squadra da scudetto. Ringrazio Luca per il caffè per entrambi. Poi io devo condividere con te, Guido, ti devo mandare come minimo una tazza e quindi l'ho detto in pubblico così e quindi quello lo sarebbe sottolineo. graditissimo, sì, sicuramente lo voglio fare. È previsto perché a Natale quello che è la mia previsione. Ma Fabio, meglio le dicessero queste cose, perché se fa questi gol porta bene, non te la prendi, non ti fare sangue amaro. Lo ringrazio sempre Fabio. State facendo un lavoro eccezionale, come mi piacciono queste live, almeno personalmente sto crescendo sotto il punto di vista calcistico ed è grazie a voi, siete grandiosi. Grazie Luca. Ecco che... Sì, perché quelli sono, no grazie Luca, due diciamo i pilastri
che un po' ci muovono. Nell'imperfezione, io per primo un sacco di difetti, un minimo di serietà, cioè non ci piace, penso di coinvolgere anche Valerio, perché anche non prende in giro nessuno di voi, dal primo all'ultimo, nessuno, non i tifosi, nessuno di voi, anche quello che per una volta passa occasionale per sbaglio, non manco tifoso di calcio, è un pochino di ironia, ragazzi, che cavolo. Ah sì, era un grande, era Mario un apprezza fuoriclasse. suo parente, non lo sapevo. Era un fuoriclasse, l'ho sempre detto, quindi non riusciva. È quello che manca la comunicazione del Napoli, l'ho detto, perché non è né omertosa, dura come quella società là, e né ha quel senso dell'ironia, della furbizia di Carletto Brunella. Quindi nessuno delle due si rende molto spesso antipatico. Lui era un genio, uno che era sempre avanti, era molto ben voluto da tutti i colleghi delle altre squadre, quindi quando sei ben voluto significa che hai un buon carattere, sapeva fare benissimo il suo lavoro, protetto Maradona, e aveva le intuizioni. È un lavoro duro, molto difficile, tra l'altro lui l'ha creato quel lavoro, adesso è fondamentale, ce l'hanno tutte le società, ma all'epoca non era una figura così centrale e ci manca, è una figura che dà punti invece in campo, perché sottrae energie negative nel corso della settimana, e anche da sottrae, segnatevela queste cose, sottrae le energie durante la settimana, e poi quelle sono un po' meno in campo, e poi dà un'immagine della società. Noi quegli anni di Diego abbiamo avuto un'immagine molto sbarazzina, altrimenti non ti inventi quelle soluzioni di Galeazzi andava a giocare a tennis con Maradona, la gente non lo sa. Purtroppo io non lo volevo raccontare questa cosa perché ormai è morto, ma tra l'altro Garazzi si lamentava che Maradona non gli ha mai fatto pagare un campo, lo faceva trovare già pagato, e un certo giocatore della Juve ha detto non ha mai pagato un caffè, poi perciò l'avvocato si lamentava che pensava solo ai soldi, ma uno è finito morto in quel modo ed è diventato una leggenda, l'altro è finito inquisito alla FIFA e la UEFA. Sipario. Sipario. Secondo voi le squadre attualmente ai primi 4 posti possono rispecchiare quelle che ci arriveranno a maggio? Le romane non sono palesemente pronte, la Juve a fine ciclo. Io ti dico una cosa, hai usato la parola che hai usato in privato con Valerio. Bella domanda. Io ho detto quest'anno Valerio mi testimone, se non mi sto inventando una cosa adesso, facciamo una chiacchierata privata e dissi Valerio, questo sarà l'anno dei cicli, di quelli che si aprono e di quelli che si chiudono. Io ho solo 2 dubbi, che sia il ciclo dell'Inter è fuori discussione, e Conte, perché io lo dissi a gennaio dell'anno scorso che Conte se ne sarebbe andato, che Allegri sta facendo di tutto per andare alla Juve, e quindi poi spostava tutte le panchine perché la Juve ci voleva finire Inzaghi, che ha l'ambizione e la possibilità di vincere, anzi secondo me è andata di lusso essere andata all'Inter, quindi l'Inter poteva aprire un ciclo anche perché c'è Marotta. Bisogna capire se il Milan, e non è il ciclo di Pioli, è il ciclo di Maldini, della squadra che sta costruendo Maldini. Me ne uscirei con una battuta, consentite, perché io sono un uomo che è cresciuto con i Monty Python, Woody Allen. Beh, Spalletti non è venuto a pettinare le bambole, insomma. No, non è una frecciatina a Carletto. No, è perché poi comincia, poi uscirà. No, perché, poverino, insomma, diciamo, la sua, e poi ci sta bene pelato, poi gli uomini pelati dicono che sono più virili. Era veramente una battuta bonaria, e se dovesse sentirla Spalletti penso che riderebbe, perché è un uomo di ironia. Sì. Detto, i miei dubbi sono se l'Atalanta con la sconfitta della Coppa Italia, ed erano dubbi perché io non è che ho certezze come quello là, fate presto, io sono un uomo di dubbi perché io sono cresciuto con i Monty Python, Woody Allen e il maestro De Crescenzo. Che cosa ci ha insegnato il maestro De Crescenzo? Dubitare delle persone che ragionano per assoluti. I dubbi sono sinonimo di intelligenza, quindi sono un uomo che vive di dubbi e perciò analizza proprio per far meno figure di merda. Se ha finito il suo ciclo, che è finito, che doveva essere quella vittoria là, o se addirittura è un uomo che riesce continuamente a rigenerarsi, perché quella è una squadra che mi fa paura. Ho detto Allegri è andato per continuare a aprire il ciclo, ma secondo me, ho detto, avrà difficoltà ad aprire subito un ciclo, perché, e ve lo spiego, non che ho nulla contro Allegri, perché se la Juve avesse vinto meno scudetti, ma scudetti più legittimi come bravura sul campo, oggi avrebbe vinto lo scudetto già quest'anno, sarebbe già avanti, ma ha vinto degli scudetti, lo sto dicendo da sportivo, non c'entra niente che siamo un canale del Napoli, fidatevi, ha rallentato un processo di rinnovamento.
Io me l'aspettavo, l'ho detto a Valerio, ho detto io me l'aspettavo, lui lo sa, è che ovviamente è una società molto forte e molto indebitata e non può proprio contemplarsi la possibilità, ce la devono mettere proprio con le mani lì in Champions League, quello mi preoccupa. Però ho detto è un campionato di ciclo. La squadra che mi fa più paura, diciamo, è l'Atalanta, perché è una squadra forte, cioè l'Atalanta è talmente forte che ha detto la Juve è talmente scarsa che io non metto un minuto, manco uno, Muriel e Ilicic. Cioè, vi rendete conto che quanto sei forte di testa? Non ne ho avuto bisogno. Poi se dovesse andare male la partita li faccio subentrare. No, la vinco lo stesso, li faccio riposare perché la squadra che può aprire un ciclo, una squadra giovane, un allenatore ambizioso, per quanto pure lui un po' sclerotico, è la Roma, che non ha per ora né le potenzialità calcistiche, societarie, né insomma passi da 60 punti a 90 per vincere lo scudetto, ma è una squadra che può fare dei filotti importanti di vittorie consecutive. Detto, quindi ti puoi aspettare che incomincia a fare 5-6 vittorie. Io non credevo e non credo nella Lazio, cioè la Lazio è una squadra che può gravitare dal settimo al quinto posto, cioè la soluzione peggiore, molto sotto il settimo posto sarebbe un grosso fallimento. Quindi l'Inter per me rimane la favorita. Il Milan è una società seria e sta aprendo un ciclo, bisogna vedere, il Milan ha pagato uno sforzo tecnico, tattico, di testa calcistico di andare a vincere al Wanda Metropolitano, probabilmente si aspettava di doversi impegnare meno con il Sassuolo, però sta aprendo un ciclo. A questo punto possiamo dire che l'Atalanta non ha chiuso un ciclo. Mi pare prudente per ora dire che il ciclo non è chiuso. Cioè, li vedo in continuità, sono riusciti, però vedete all'inizio campionato l'hanno presa la botta a ammortizzare quella che doveva essere giustamente il premio di un lavoro di molti anni dell'Atalanta. Detto, questa diciamo era l'analisi segreta preventiva del campionato, che però si sta verificando. Quindi io mi mantengo, siamo dal quinto posto. Quindi partiamo dal quinto posto, quanto siamo arrivati l'anno scorso, per arrivare quarto. L'ha detto oggi Spalletti, quello è l'obiettivo della società, ma ci ha detto, come Guido, che la mediocrità non è consentita in un territorio di eccellenza, è un territorio di eccellenza che tutti ci bistrattano, ci trattano male, come Napoli. Quindi vediamola, le prossime partite sono difficili, decisive. Abbiate il gusto del, può sembrare quasi un ossimoro, il gusto della pazienza. Di solito non si ha il gusto della pazienza, perché il gusto della pazienza ma l'attesa del piacere è anche se stesso piacere, esatto. No? Alla fine. E quindi Luca ce la sottolinea così: più dell'essere tornati primi, godiamoci la serata festosa e la celebrazione del giocatore più forte mai esistito. Ma qui stiamo godendo in modo molto sobrio, caro Luca, ma non esatto. Nessuno di due ha una faccia, a parte io che sembra un fantasma per la telecamera del portatile, ma che poi si spegne l'altra, però no, ho detto oggi. Senti Guido, silenzio perché dobbiamo arrivare a 550, facciamo silenzio, ti offro una patatina. Io buono, adoro. Comunque vi prometto, faccio un'inversione della scaletta. Ghostbuster è dedicato a tutti i figli degli anni 80 e Valerio non era nato. Non sarà più dedicato, capirete poi perché sarà dedicato a voi. Il processo dei 7 di Chicago lo dedico alla mia amica Fiammetta, che se lo merita, che attraversa anche un momento difficile ed è una bellissima persona. Il video, giustamente, perché poi mi sembra anche per coerenza narrativa, dedicato a tutti voi che avete la pazienza e l'educazione di ascoltarmi, sarà giustamente. È stata una mano di Dio, anche perché è veramente un grande film. Ma ripeto, parlo da un punto di vista cinematografico, non c'entra niente il tifo. Esci dalla sala stravolto, con le lacrime agli occhi, non ti voglio dire nulla, perché anche se il finale è una scelta scontata, è difficile, perché nel corso del film lui non ha mai utilizzato le canzoni. Sorrentino, che è il più internazionale nell'utilizzo delle canzoni del cinema italiano moderno, in passato lo sono stati non a caso Antonioni e Bertolucci, i più internazionali dei nostri registi, ma ti arriva come una mazzata per quel significato che ha in quel momento della storia, l'utilizzo di quella canzone dopo quel percorso di quel personaggio, dove appunto la finzione cinematografica e la realtà sono indistinguibili. Ragazzi, sono vette di grandi cinema ed è bello che sia un figlio di Napoli che si riconcilia con Napoli, no?
e ci insegna, ve lo anticipo, una qualità che non è mai stata attribuita a Diego Maradona, e questo sarà un grande insegnamento per tutti i giovani soprattutto. Quanto bene farà questo film rispetto a tutte quelle cretinate e qualunquismo, anche Caravaggio e come Caravaggio mi hanno rotto l'anima, perché fidati, io non credo che abbia la forza di vincere l'Oscar, semplicemente perché non è un film nelle corde dei gusti dell'Academy. È troppo grande, troppo personale. La grande bellezza, quel fascino grandele, anche decadente, che colpisce molto gli americani. Quell'anno era un anno meraviglioso, c'era Il Sospetto, c'era un film bellissimo che si chiama Alabama Monroe, che era un film di una fiammingo, Valerio, di una bellezza dirompente, commovente dal primo all'ultimo secondo. Era un anno meraviglioso per gli altri, però la grande bellezza lo capisci subito che colpisce gli americani, no? E quindi insomma è stata una settimana prima un po' tristirilla per quelli là, però è stata in crescendo, quindi in settimana questa dedica che viene dopo questa bella serata, questa bella emozione, sarà, quindi c'è grande gioia, quindi dove vedi la testa, c'è una gioia immensa stasera. No, ma infatti non ci sta nessuna cosa, anzi proprio questo ce la stiamo godendo. Francesco ci dice che gli sta piacendo il Sassuolo, prova convincente oggi. Sì, ma si sta riprendendo. Guardiamo un attimo verso il futuro. Sì, no, è una giusta osservazione. Alla fine si sta riprendendo dopo una filosofia di gioco anche esasperata del maestro del Zerbi. Il Sassuolo ha 18 punti, giusto per dire che non sono pochissimi in questo campionato. Scusa un secondo, Valerio, così. Sì. Perché mi lego all'amico Bellino, ma proprio solo un secondo. Sì, nel frattempo io leggo questo messaggio di Grazzotto che dice da 54enne sogno una recensione a due voci di Guido e Valerio sul film di Peter Jackson, Get Back, sui Beatles, che tra l'altro... Sapete quanti punti aveva il Sassuolo lo scorso anno? Vai. Se me lo dà però. No, perché sta facendo... Allora, Lo guarderò, amico mio, lo guarderò subito, ne abbiamo parlato ieri sera con gli amici, è uscito tutto materiale inedito e quindi non vedo l'ora di guardare anche questa cosa qua. Per quanto riguarda il film di Sorrentino, aveva 26 c'è sempre punti. La sorpresa, c'è sempre la sorpresa che voi dovete aspettare. Sì, aveva 26 punti, quindi sta un po' sotto, però poi è andata male nel girone di ritorno. Non è, cioè, sono un po' meno dell'anno scorso, però cambiare allenatore dopo tanti anni è uno scotto che, soprattutto una società che non ha tutti i top player, cioè, vediamo la progressione che fa, perché per esempio il Sassuolo l'anno scorso fece 62 punti, quindi poi andò bene nel girone di ritorno, però è un campionato onesto che sta facendo. Paghi dazio quando rivoluzioni così tanto, non è una squadra da sottovalutare. Ha anche perso il suo gioiello, facendo un regalo, un prestito di 2 anni e me lo paghi forse fra 5-6 anni a rate con tutta una serie di bonus che chiaramente sono facilmente raggiungibili. Si raggiungono. A Kepler fa paura l'Empoli, che anche ci sta dimostrando tante cose. L'Empoli, amico Bellino, gioca un gran calcio e nelle prime 10 squadre per azioni d'attacco, azioni, tiri tentati, per essere una squadra da, tra virgolette, bassa classifica, fa capire che significa, cioè è prima della Lazio, è al pari della Juve. E ha dimostrato anche carattere in questa partita, perché ribaltarla alla fine... Cioè, io vi ho dato il nuovo concetto, no? Partite propedeutiche, partite che indirizzano e partite decisive. La partita con l'Empoli è una partita difficile perché è una bella squadra. L'Inter, insomma, l'ha svangata, perché poi sono episodi, però cioè, battere con l'Empoli, facciamo tutti gli scongiuri del caso, no? Non datelo per facile, per scontato, perché è una buona squadra. Tra l'altro, quando tu inizi una Serie A in questo modo, da neopromossa,
ok? In maggiore conseguenza hanno iniziato pure con una... L'Empoli è nona, mi ricordavo bene, Valerio, prima della Juve, mi ricordavo bene, scusate se... nona per tiri totali, per dire. Non solo prima della Lazio, ma pure prima della Juve. Quindi le 9 sorelle. Prima delle 9. È una buona squadra, sta facendo un campionato onesto, bello, interessante, lanciando dei ragazzi interessanti. Napoli ha un bel presidente, mi piace come presidente, è una bella realtà. Batterla non sarà né facile né scontato. Nel caso saranno 3 punti pesantissimi. L'Empoli è una squadra che ti può li ha tolti alla Juve, cioè che insomma può togliere punti a chiunque, come giustamente non sono tenuti a vincere con le big. Quindi giusta osservazione, secondo me. Senti Guido, Fabio lancia una bomba, io però siamo quasi nel finale perché sono le 7:30 in America e per me va bene, però io voglio ringraziarti per la tua disponibilità a tutti gli orari, perché voglio ricordare agli amici bellini che Guido a tutti gli orari dove capita la diretta, ci viene sempre a trovare. Esattamente. Due parole se vuoi accennarlo, perché io so che questa domanda richiede probabilmente un approfondimento così, se vuoi accennare. No, mi sembra giusto per una forma di educazione, di gratificazione, però Fabio è molto complesso. Fortunatamente non devo venire davanti a voi a fare una figura di schifo e a cospargermi il capo di cenere, perché una serie di indizi ce le siamo detti, feci 2 o 3, chiamiamole puntate sui bilanci, dove introdussi dei concetti molto importanti, distinguendo valore di mercato, valore bilancio, fair value, eccetera. Innanzitutto è molto difficile, quindi comunque ci dobbiamo tornare, casomai una volta facciamo un piccolo speciale di nuovo, ricapitoliamo per chi se l'era perso, perché poi giustamente io ragiono come se di fronte avessi le persone che sempre ci hanno sentito, invece no. Ha pure la memoria che nessuno ha la tua, quindi innanzitutto cose possono scappare. Sarà difficile poter stabilire un eventuale uso tutte le virgolette prova sportiva, perché è impossibile poter stabilire con certezza il valore di bilancio di un giocatore, che si basa anche su elementi presunti. Comunque qui metto un asterisco, perché comunque non voglio neanche tediarvi o tenere Valerio troppo tempo, e ci dobbiamo tornare. Ci torniamo non perché sto svicolando e non per superficialità, ma proprio per massima attenzione al riguardo. Però è chiaro che accertate determinate illiceità possono scattare accertate, e non sarà facile, penalizzazioni, non è successo niente per altre, si è messo la testa sotto la sabbia, il Chievo si è messo la testa sotto la sabbia per un sacco di tempo, poi vengono meno anche delle stampelle nei giochi politici che ti difendono, boom, Chievo retrocesso, cioè, è molto complesso, perché almeno questo concedetevi, esercizio del potere, non dimenticatevelo mai. E non è una frase fatta, io le odio le frasi fatte, è vero. Quello che però è importante, quando io vi dico, a me interessa sempre il sistema, e quindi adesso sarebbe molto facile che Guido Gentile viene, Juve, brutti, no. Io vi dico no, perché è abbastanza generalizzato. Loro sono quelli che l'hanno spinto al massimo, perché dovevano vincere la Champions, ma non sono gli unici. In più, se c'è una plusvalenza, sono 2 squadre coinvolte, quindi adesso ci sarà tutto un giro di squadre coinvolte, e anche quella del Napoli è oggetto di controversia. E il ritorno, e chiudo, attenzione che poi una squadra può dire io l'ho messo bilancio a questa cifra, questa era la valutazione, tu se l'hai presa e poi effettivamente il giocatore ha reso di meno e forse quei 5 milioni era una sopravvalutazione, però nessuno ti potrà toccare. Quello che però è grave è che chi ha il potere di rendere questo sport di nuovo uno sport bellissimo non solo ha fatto finta di nulla, ma ha spinto per il ritorno ai massimi livelli di quell'asse. E noi ci siamo dovuti sentire, e l'ha spinto con l'appoggio a questo sistema. Mi spiego.
bastava in tempi non sospetti. Quindi vedete, Guido Gentile oggi ti dico, io non attacco nessuna squadra in particolare, attacco il sistema, perché voi dovevate cambiare le regole, e vi dico anche come cambiare le regole, perché lo sapete, io faccio sempre esempi. Perché oggi può essere la Juve, domani può diventare il Napoli, si prende Marotta no, perché insomma è bravo, però non è proprio pratico. Si prende la zecca barbugli peggiore della situazione e diventiamo pure noi l'esempio negativo. Innanzitutto sarebbe stato giusto che le plusvalenze venivano contabilizzate in maniera diversa rispetto a come sono contabilizzate adesso, sia per quanto riguarda il fatto che tu vuoi mettere dal primo anno il bilancio, sia nell'ammortamento, e cosa addirittura meglio, venivano contabilizzate separatamente rispetto alla parte di bilancio che ti serve per iscriverti in Serie A. Molte teste sarebbero cadute e molte squadre non si sarebbero iscritte, o comunque a questo punto eri costretto a farne meno e farlo in maniera più sobria. Già con questa norma, che vedete, io non sono mai contro nessuna società, veramente non sono contro, e non è per farmi bello. Questa già è una soluzione, e io mi chiedo, perché non l'avete fatta? Perché avete fatto arrivare questa situazione a un bubbone enorme? Perché adesso non si potrà fare nulla, ragazzi, non possono squalificare tutte le società. Perché voi state aspettando che radiano la Juve? Non potrebbe essere così, perché dovrebbero radiare 8, 9, 10 società, e chi lo fa il campionato? Giusto. La cosa importante è che uno dice, vabbè, abbiamo fatto questa ennesima figuraccia come movimento, tra l'altro rischiamo di non andare ai mondiali, cioè, si devono cambiare le regole, e poi un giorno faremo una puntata a parte e vi dirò, e una di queste regole è che tu dovevi dividere le voci di bilancio, in modo tale che quelle cose ti potevi pure gonfiare, come io dissi nel mio articolo, ti salvano e gonfiano i bilanci, ma intanto non le vedi in campo, non le vedi negli stop puliti, nello spettacolo. Infatti abbiamo reso un campionato abbastanza bruttarello, ma ti permettono di scrivere il campionato. No, dovevi fare un sistema che pure se le consentiva almeno teneva separata determinate voci. Non è stato fatto. La mia domanda, questo, se non sbaglio, l'esempio di quello che stai dicendo tu è proprio l'operazione Manolas che noi facciamo con la Roma, che praticamente con tutto abbiamo un giro la Roma, abbiamo fatto di cifre abbiamo fatto iscrivere la Roma a campionato. Questo è l'esempio che vi ha dato Guido, così per farlo in soldoni, che cose che ci riguardano. Io sapete che divido nettamente il tifo dalle analisi oneste, quindi non mi tiro indietro. Hai fatto un giusto esempio, io ti dico sì, Manolas, Diavarà, l'ultimo giorno, il 30 giugno, che era necessario per loro, assolutamente. Sono quelle cose che, tra l'altro, poi calcisticamente parlando, lo dico col sorriso, non ha prodotto, calcisticamente parlando, non stiamo né bocciando, non ha prodotto grandi risultati né per il Napoli, Manolas non ha fatto faville, manco Diavarà. Poi può darsi che da domani iniziano a giocare come manco Maradona, e ce lo auguriamo per entrambe le squadre, però diciamo, quindi proprio quello che io vi racconto, no? Salvano i bilanci ma poi non le vedi in campo. Poi una di queste ti va bene, ma delle tantissime, perché ce ne sono tantissime operazioni di queste. Noi vediamo il bubbone grosso, no? Ronaldo, cioè, ma ci sono tanti nomi e nomi. Anni fa l'Inter fece qualcosa come 125 milioni di carneri assoluti, no? Per provare la lotta a 100, entrò in Champions. Allora che cosa aspettiamo? Vediamo se poi il sistema calcio per ora ha fatto sempre promesse, e le cose sono andate peggio in peggio. Mo vediamo anche se lo sparacchio, che ovviamente non può essere sanato da questo, perché poi sono risultati che nel lungo periodo ti danno giocatori, ti danno vivaio, però sai, lo sparacchio di uscire ai mondiali dice no, e il campanello allarme dice adesso dobbiamo intervenire. Queste notizie comunque sono brutte figure, sono anche di società che erano quotate in borsa, e lì dovrebbe dire ma la Consum allora in quegli anni perché ha chiuso un occhio? È un bubbone grosso. È chiaro. Io sono stato comunque un po' lungo, Valerio, ma ma è inevitabile. Io però quando ho cliccato sulla domanda sapevo ci sono asterischi, ricordate, perché poi casomai un tecnico prende questa cosa e te, ma è stato un po' superficiale, lo so, l'ho premesso in partenza, ma è una cosa veramente molto tecnica, che lì casomai facciamo un po' di grafici come piace a me, sì. Però siccome è un canale di qualità, ricordate questo di Valerio, non fatevi prendere dalla pancia, non ci accide nessuno, fuori radiamo, perché non migliorerai
il calcio se non intervieni alla fonte, non cambi le regole in modo tale che nevermore. Non succede più, esatto. Perché noi dobbiamo Io ragionare voglio nel medio e ringraziare lungo periodo. Voglio infatti, ringraziare Guido Gentile per la sua disponibilità. Chiudo perché è tardi, ma lui continuerebbe, e quindi questo è un regalo che tutti noi dobbiamo veramente renderci conto della qualità messa a disposizione. Grazie ancora Guido e ci vediamo alla prossima. No, grazie a voi, è stata una bellissima serata. Mi vado a vedere, non l'ho ancora visto, perché non puoi togliere la soddisfazione di mettere un like. E quando ci sto io, lo sapete, non lo posso mettere, ma nella reaction con grande gioia, poi che reaction sarà, io non mi dire nulla perché quasi diventa un film, io non voglio sapere, cioè so il risultato però non so come il regista ha raccontato questo risultato. Permettetemi di portare dalla mia parte la narrazione. Quindi buonanotte a tutte le amiche Bellini, gli amici Bellini, un grande saluto a Diego che oggi l'abbiamo prima fatto un po' incazzare, non noi chiaramente, perché dite ma come mi provocate, e poi Ciruzzo e i ragazzi hanno detto torniamo a parlare di pallone, e quello che lo faceva sorridere quando Mertens non prende la palla di Insigne, era un po' lunga, e fa quella scivolata a ginocchia sull'erba col sorriso fronte telecamera e non è manco un gol. Quello è un grande è quella cosa che io vorrei tornare a vedere del calcio Napoli. Ho detto non siamo la squadra più vincente, non lo faremo mai probabilmente, perché come facciamo a ragare? Ho detto eravamo la più simpatica e quella che aveva dei valori umani particolari, e che ogni tanto nel corso di questi anni qualcuno ha smarrito. Ecco, quel sorriso mi hanno fatto ricordare quei valori umani che ci caratterizzavano e che non dobbiamo dimenticare e perdere. Quindi più di un gol, quel sorriso per me è il sorriso che vedevo quando Maradona dopo un fallo stava a terra, si rialzava e uno dice ma come hai preso un calcione e stai sorridendo? Sorrideva perché il calcio è gioia. Buonanotte a tutti. Guido Gentile. Io veramente non ho parole. Ragazzi, 2 ore e 5, siete straordinari, abbiamo sfondato i 500 like, va bene così, è tardi, domani si lavora, va benissimo, domani poi faremo approfondimento tattico, quindi doppio video credo al 100%, perché ci sarà da affrontare le parole di Spalletti che io ancora non ho sentito, quindi non vedo l'ora. Ve lo dico chiaramente, la faccio breve, la chiudo breve perché voglio andare a sentirmi le parole di Spalletti. Posso avere questa curiosità? Devo assolutamente sentire tutte le interviste, parole contro parole, commenti contro commenti. C'è anche Ludovica che spesso non è presente nelle live perché ognuno tiene il che fare. Ringrazio tutti veramente, Falco, Polli, Fabio, tutti i moderatori che mi danno sempre una grande mano, tutti gli abbonati che continuano a supportare il canale, siete straordinari. A breve, non so, penso ancora una settimanella, ma insomma speriamo di potervi dare un pochino anche di qualità a livello proprio visivo e grafica, ma questo vediamo così. La sorpresa di Netflix unita alla mano, è stata la mano di Dio, vi arriverà a brevissimo, tutto a posto. Guido mercoledì sera, spero di sì, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi. Un saluto a tutti, adesso vi pesco in sigla, perché adesso lanciamo la sigla e pesco gli ultimi messaggi che sono dei saluti anche postumi, insomma, di quelli che lo sapete. Da New York, Valero Fluido è tutto, forza Napoli, ma sempre la scivolata di Mertens che meraviglia. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.